化けのたい子供なのね夢を追って傷ついて嘘だ下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手でほんまに不器用ないのにどうしてさよならだ言えたけどダメだねダメよダメなどよあんたが好きだい好きすぎてどれだけ強いを避けても歪まない思い出がバカのたバカみたい本当バカであんた信じるばかりで強い女のふり切なさの夜風浴びる一人になって3年が過ぎ街なりさえが叶えましたなのにどうして見れるだけ置き去りほんまにろくな男やないその色指輪外しますざまみのせいせい水はいい加減待っててもバカにたんダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いを避けても歪まない思い出がバカみたほんまにろくな男やない揃いの指輪外しますざまにのせいせい死ぬはなんなのよこの涙あかんたFunziona? Pulsante funziona e non ho aggiustato la cam. Però con i potenti mezzi di cui siamo insigniti, chi si affaccia al nostro convento? Un attimo che appariamo subito. No, è il bot. Vabbè. Signor bot, ci hai gabbato, ci hai gabbani. Botrix, mi vuoi fare gli auguri? Grazie.
Tanti auguri, vai, che tristezza. Ecco qua, ok, webcamera apparsa, rimettiamo schedule. Oggi una signora in farmacia mi ha dato 2 euro e mangio pensando che io ero corriere. Va bene, Gianmarco, Fa, regalo per signora, ma non c'è compleanno, bisogno. lascia Va fare, bene, lascia fare. grazie. Lasci fare, lasci fare. Va bene, signore, grazie. Ok, te lo prendi? Molto gentile. Te lo prendi? Te lo prendi, te lo prendi. Eccolo qua, Enzo Jammox. È proprio lui. La fusione, l'essere perfetto. Ah sì, aspetta, devo attivare giustamente. Devo attivare giustamente il pirulicchio. Pirulicchio. Allora, questo lo devo mettere a start. A parte che io prossimamente, come c'ho un po' di tempo, faccio un'altra bella formattata al computer. Facciamo uscire ancora meglio. E via. Allora, anche perché te ti devo studiare un attimo per bene. Cosa significa? Perché io ho scritto ma non ho scritto Gianmarco? Va bene, Gianmarco. Ci stanno dossando. Gianmarco, non fa niente. Lasciamo perdere. Tanti Lasciamo, auguri a guarda. me. Allora, la Protolo Inc. creata ieri, ma già sta avendo un discreto successo nel circondario. Allora, noi adesso abbiamo la missione di... Comunque, si è tolto il microfono, stiamo a fare le figurelle. No, perché il pulsante sulla Stream Deck l'ho settato correttamente. Allora, quindi buongiorno. Buongiorno città. Buongiorno città. Allora, noi dobbiamo farci gli 800 per... C'è una greva nel muro, Lozzi. Questi qua qualcuno ci sta spiando, eh. Allora, voglio mettere solo per bene il mouse e tutto, così ci muoviamo con parsimonia ed eleganza. Allora, che ore sono? 7:30. Allora, noi a questo punto... Pronto, il prodotto è pronto. La pizza è pronta. Allora, usa le trimmers. A questo punto le trimmers, mettiamocele fisse. Adopera quel prodotto pazzo. Allora, tagli e cuci, tagli e cuci, tagli e cuci, tagli e cuci, Che tagli e meraviglia. cuci. A posto, fatto. Va là. Allora, abbiamo 16, quindi a questo punto facciamo pure un po' di monnezza che togliamo da mezzo. Ok, allora, a questo punto si prendono un po' di boostings. Perfetto. Prendine proprio 16. Va? Ma mettiamo così, guarda, mettiamo ce tutto n'avevamo qua anche già dentro. 4. Ecco qua, così ne abbiamo già messe qui dentro qua. E poi prendi la pela, posa la mela. Prendi l'arancia, posa l'arancia. Che ora fa ogni volta? Lascia la punta e butta in. Cioè, È un fatto meccanico movimentale, Gianmarco. vabbè. Quando possiamo assumere, vedi, si è bloccata la busina. No, fermati, fermati, fermati. Le posso buttare dentro così? Il corriere sta ritirando il nostro ordine. Ok. Un mostro. Ok, se faccio così faccio pure prima. Questo è più grande, non c'entra. Ok. Entra. Tu non entravo, ora entrare. Ragazzi, staccati da qua vicino, porca la miseria. Allora. Perché dobbiamo offrire dei campioni e farci dei clienti, eh. Ok, Gianmarco, ho imbustato tutto. Fatto. Abbiamo 16 bustine. Gianmarco, a questo punto si va in giro tra la gente. Allora, dobbiamo aprire lo shop perché sennò altrimenti nessuno ci contatta. Però certo, prima diamo prima i 3 campioni che ci mancano. Ok, vogliamo fare prima perché quello? arrivano troppi ordini insieme. Allora, vediamo un po' dove c'è qualcuno. Vediamo la mappa. Ok, c'è Peter File. E C'è anche Peggy Myers. Peggy Myers. Dobbiamo vedere se però sono fattibili. Ok, una lattina. C'è un'auto. Dice che dovrebbe essere qua. Dovresti essere qua. Forse sei nel slop shop. Salve. Ciao Peggy. Vuoi un campione gratuito, Peggy?
Che ne pensi? Ti gusta? Fatto, abbiamo sbloccato un altro Ne customer. mancano solo 2. Oh, eccolo qua, aspetta. Lui è Gigi Fritz. Gigi Fritz? Gigi? Gigi? No, lui non va bene. Ce n'era un altro qua. Aspetta. Non è. Neanche con te possiamo fare qualcosa. Usciamo alla porta. Qui però c'è una tenda. Salve. Salve, Brad. No. Do you want to work me for... Ok, lui comunque potrebbe lavorare per noi. Ok. Tu? Ehi. Downtown, ok. Tu? Tu hai la faccia da cliente? No. Tu? No. Dobbiamo sbloccare le altre regioni, ma dobbiamo andare avanti con la storia. Ma non è che è tuo? Dan? No, ok. Non ancora. Salve. C'è qualcuno? No. C'è qualcuno? Allora, Ludwig. Ciao Ludwig. Un campione? No. Salve. Ragazzi, c'è un problema. Loro no. Allora dobbiamo vedere qualcuno solo nella zona vicino dove siamo noi. Se no dobbiamo fare. Lo dobbiamo fare in questo modo qua. Contatti. Possiamo agganciare questo. Show on map. Arrivando così, 2 minuti. E dovrebbe stare da questo lato qua. Poliziotto? Arrivo Ok. così. Mi hanno mandato un Va messaggio. bene. Lasci la porta aperta o la appanni? Lascio la porta aperta. Ok. Intanto continuo a cercare un attimo. Oh. Tu? No. Ok, quindi dobbiamo andare di qua. Dovrebbe essere di qua sulla sinistra. Ho fatto un errore. Ma no, chi glielo dice a Gianmarco? Cioè, quello non è che ha avuto un campione gratuito, ha avuto tutta la scorta di droga come cambio. Chi glielo dice adesso? Glielo dico io. Ok, devo ricordarmi col tasto destro. Allora, facciamo così. Ok, ho fatto grandissimo errore. Mamma mia, che io sento già ma... Devo ricordarmi col tasto destro. Allora. Allora, a questo punto, mentre aspettiamo un po' di farci qualche soldino così. Oi Regen, bonsoir! Appena successo un errore grosso che ho fatto e Gianmarco è sceso un attimo a prendere le graffe perché è il suo compleanno e ci ha offerto un dolcino. Ho appena regalato a una persona 16 bustine di droga, quindi tutto quello che avevamo da vendere è tutto andato via, quindi mo penso che gli verrà un colpo. Tutto bene? Ok, in 2 ore. Sì, facciamo tutti i compleanni oggi. Dovevo selezionare un campione gratuito per darlo ad una persona, invece gli ho dato 16 bustine. Tieni, un regalo. Vai. Allora, Regen, oggi è abbastanza bene, perché un progetto su cui sto lavorando con un'amica da un po', quello là di cui vi ho già accennato un po' di tempo fa, sembra stia andando in porto. Stamattina abbiamo avuto dei grossi passi in avanti, quindi a breve ve ne parlerò in live anche per darvi
un po' di indicazioni, perché è qualcosa che comunque stiamo cercando di fare anche per voi. Quindi appena ci abbiamo tutto chiaro e vi possiamo dire informazioni precise, senza problemi. Ecco qua, è arrivato tutto. Gianmarco, c'è stato un problema. Vai, vai. Non ti incazzare però, quando poi te lo dico. No, allora, vedi, già stai partendo male. Non ti devi incazzare. No. No. No, no. Non ha preso la polizia. No, me lo mangio dopo, non ti preoccupare. Allora. Oh no, polizia, andate via. Aspetta che ancora deve tornare. Tra un po' riappare, così facciamo il cambio. Sì, io vado a fare un attimo una cosa e torno subito. Allora, a questo punto mettiamoci un attimo a preparare tutto. Ok, sciacchetto 1, sciacchetto 2. No, è oggi proprio. Quindi già adesso è il suo bicentenario. Chi è il bicentenario? No, si faceva per esempio Gianmarco. Così un bicentenario, oh. No, Gianmarco. Allora, Gianmarco, tu ti ricordi cosa abbiamo fatto fino da quando abbiamo iniziato a giocare? Abbiamo preso, siamo andati là, Sì. ho dato il campione gratuito, Sì. e ce ne siamo andati, no? Sì. Solo che se una persona per sbaglio, perché sta giocando da poco, invece di fare seleziona uno, ha fatto tutti. Sì, ha avuto 16 bustine di Erano droga. tutte cose. Già ne ho prese 4 e già ho piantato. Allora, aspetta, è stato anche... Ciao Reagan. Mua. Buonasera, grazie Allora, per aspetta, gli auguri. vado a fare un attimo quella cosa, quindi Ok. siediti qua così. Parlo io un po' con Reagan. Aspetta, metto solo in pausa. Vai. Ecco. Eccoci qua. Ciao Reganone, buonasera. Cosa avete scritto? Buonasera ragazzi, e per il compleanno pure vero? Assolutamente. Per forza. A mezzo... No, Regan, non ti preoccupare, era già adesso. Quanti sono, Regan? Sono 27. Mo non so se tu già li hai fatti 27, se sei del 98 pure tu. Se no, sarai, penso, prossimo anche tu, se non li hai già fatti. Quindi sono 27 e dopodomani anche il mio onomastico, perché è San Marco, quindi io sono Gianmarco, potevo fare Giovanni o Marco, fatto Marco, per il meme. Così mi faccio 2 feste di fila. Siamo coetanei? Sì, Reg, ma mi pare lo dicemmo pure, se non mi sbaglio. Sì, mi ricordavo sta cosa, forse non te l'avevo specificato io. Sì, siamo coetanei io e te, Reg, siamo fratelli. Detto, Reg, siamo fratelli in tutto noi, in tutto. E i giochi e mi cacci le mine, e l'età è una mina, e gli anime, e i film, Regan, bello Regan, mo lo streamer non c'è, faccio il cazzo che voglio, ha appena regalato 16 bustine, vabbè, lasciamo stare. Il 4, minchia Regan, tu compi gli anni il giorno prima di Ferragosto, porco. Minchia Regan, ma scusami Regan, non per cattiveria, ma per i compleanni come hai fatto a festeggiarli, che di solito ad agosto la gente non c'è mai? Come ti sei mosso su questa cosa qua? Perché c'è un altro nostro amico che è stato qua anche in live con noi 2 o 3 sere fa. Non faccio, appunto, immaginavo, mi dispiace di capire che pure lui festeggia a metà agosto praticamente, è una tragedia ogni volta. Regan, quest'anno festeggiamo noi con te, Regan, ci pensiamo noi, non ti preoccupare, ci organizziamo, ci vediamo in un punto di incontro, ci vediamo a Roma, in Vaticano, andiamo là, tanto c'è posto, e facciamo un talk, un compleannino nei prati vaticani. Beh, no? Piacevole, comunque, sì, una cosa simpatica. Per quelli che ci sono al mare offro a Ferragosto la sangue. Regan, ma tu sei proprio... sei un fratello totale, Regan. Cioè, io invece, Regan, stasera mi sono offerto un po' di cibarie. Qui ti racconto un po'. Allora, c'è la mamma del buon Enzo che si è presa la cosiddetta graffa vuota, normale. Il buon fratello di Enzo, un bel cornetto ischitano al pistacchio.
per Enzo una bella graffa all'Oreo e io invece Regen ho fatto il pazzo. Ho fatto il pazzo Regen. Ho preso dei bonbon alle Pippo Bianco. Così. Così. Ma appena torna lo streamer faccio anche il pack opening, vediamo com'è la situazione, che è interessante. Aspetta, devo bere. Uno spettacolo. Bravo Regen. Bravissimo. Allora, Regen, che cosa possiamo fare? Possiamo cancellare tutti i dati dal computer di Enzo, volendo. Possiamo cancellare tutto. Resettiamo. Mettiamo Madame Ue. Niente, Regen. Giravo per casa e mi sentivo sto plin, 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 Arrivederci. plin. Eravamo io e Regen che dialogavamo. È stato un po' come portare Regen in giro per casa mia. Regen mi ha raccontato che lui condivide la stessa maledizione di Fabio. Ossia? Compie gli anni 14 agosto. Ah. Detto che quest'anno glielo festeggiamo noi il compleanno. Allora, ho preso i soldi da là vicino, o siamo a fare un'altra... No, ok, allora. Voi due avete proprio l'appuntamento fisso qua tutti i giorni, eh? Vi piace proprio sta qua, vabbè. Allora, un altro giorno a Pecos Town è finito. Allora, a questo punto iniziamo a caricare già le bustine qui sopra. Allora, iniziamo a mettere qua. Comunque la nuova grafica fighissima. Devo fare ancora qualche piccolo ritocco perché il programma non sono riuscito ancora a toccarlo del tutto. Poi non c'ha tantissime funzioni, ma c'ha giusto lo stretto necessario. Già così Piace anche a noi comunque, quindi... la chat sono riuscito a metterla finalmente come volevo io e devo solo scurire un pochino il bordo, però e appena c'ho la possibilità dobbiamo fare le sigle personalizzate. L'ho detto 2 mesi fa e poi sono successi mille cazzi, però ce la faremo. Ce la faremo. Allora, intanto programmazione dei prossimi giorni. Allora, domani proviamo Expedition 33, visto che è il day one ed è sul Game Pass, quindi già pure scaricato e messo sul PC. E dopodomani facciamo Alan Wake 2. Poi stiamo vedendo pure per settimana prossima e nel prossimo periodo cosa fare. Tanto tra Schedule 1, gli aggiornamenti futuri che usciranno, Blueprints, che tanto perdiamo sempre, ma prima o poi, pure se ci vogliono 5 anni, io quel gioco lo devo finire. Diverte. No, Cazzo che esce pure un aggiornamento a un certo punto, dozzi con altre cose. Poi pure nei commenti sotto i video, perché alcuni video sto vedendo stanno aumentando le visualizzazioni, passasse qualcuno e dice che siamo ignoranti, che non capiamo e siamo su... Sì, ma ci stiamo divertendo a giocarcelo così, quindi non rompete i coglioni. Ignoranza. Quindi questo non è un problema. Allora, adesso recupera la cazzata che hai fatto. Allora, già sto lavorando. Oh, comunque Regen allucinante, manco 5 minuti. No, ma quella cosa è successa quando stavi tu qua. Stavamo insieme, non ci hai fatto caso manco tu. Ah, te ne sei accorto dopo? Me ne sono accorto dopo, Ma sì. a chi gliel'hai dato il campione? La persona che abbiamo sbloccato come cliente. Invece di fare prendi uno, prendi tutti, perché si deve selezionare. Che mi no, allora, un attimo. non ricordo se sta cosa è stata già fatta in qualche altro gioco, ma sto fatto di selezionare sinistro e destro per selezionare varie quantità invece del solito menu, così aggiustartelo con la rotella, non mi sembra che c'è in tutti i giochi, o almeno quelli che io ho giocato. Ed è comodo un accidente. Coprifuoco della polizia. Allora, a questo punto noi ce ne andiamo a dormire. Non abbiamo venduto niente oggi, già ma... Però abbiamo fatto il level up. Oh, al livello di Street Rat 4 sblocchiamo il nuovo strain da vendere, Allora, dove c'era scritto là e non ci avevo fatto giocare? Ah, ok, ti dice il livello che devi essere per sbloccarli. No, non dovevo fare questo. Devo fare questo. Allora, via, taglia, cuci. Allora, facciamo finta che la giornata di ieri è stata una prova. Noi da bravi. Destro, ok. Poi a questo punto mettiamo un po' di soil. Tanto qua il gioco sta avendo pure successo, quindi
ci fa enormemente piacere per lo sviluppatore, quindi continuerà a mettere cose e aggiungere. Ma anche perché questa cosa qua la puoi fare in un certo senso anche su GTA 5 Online. Sì, Potevi sì. averti Il le business serre e e le cose per tutto. vendere la droga. Questo invece ti approfondisce proprio una sorta di storia alla Heisenberg di Breaking Bad, però in una chiave anche più divertente comunque, che è anche abbastanza Io soprattutto l'anno scorso mi sono divertito, soprattutto io, nel fare e possibilmente tradurre qualche titolo. Qualcosina ho fatto e sto continuando a tradurre Persona 5X per quanto possibile. Però una delle cose che se davvero mi va bene quella cosa e ho di nuovo più tempo di fare, io ti dico un messaggio pure al creatore di senti, ti faccio a gratis la traduzione italiana, ma io te lo faccio con piacere. Sì, anche perché merita. Sono 10.000 volte meglio titoli così a 19,50. 19,50. Manca 20 euro. E oltretutto ricordiamoci che il gioco è uscito mo e già c'è una marea di roba da fare. Ed è comunque un accesso anticipato che sta Eh. continuamente venendo aggiornato e cose varie. Molti ci giocano e si divertono. Un attimo soltanto. Eccoci qua. Allora, no, praticamente c'è mia nipote di 5 anni che è appassionata di Gianmarco nel vero senso della parola, quindi non è riuscita a trovarsi con lui oggi perché ha dormito qua in questi giorni. Per oggi se n'è andata, che è andata al cinema a vedere il film di Minecraft. Quindi mo, sapendo che c'era Gianmarco per la live, ci teneva tanto a fargli gli auguri. Quindi fortunatamente tutto bene. E non sia mai offendo Gianmarco in qualche modo, Regen. Finita. Regen, ho dovuto iniziare una run su Minecraft con lei e stiamo giocando. Io le risate che mi sto facendo, ti dico solo abbiamo iniziato la run. Ho detto dove andiamo? Andiamo a uccidere l'Enderlord. Ha detto punto primo, tu che cazzo ne sai che è questo Ender coso eccetera eccetera. Ma poi ha detto non abbiamo armi, non abbiamo oggetti, non abbiamo niente, dove vogliamo andare? Cosa? Ma noi andiamo all'avventura, zio, non ti preoccupare. 2 minuti dopo zombie morti. Ha detto, questa non è stata una gran bella avventura. Allora, 16, ci sono. Allora, tasto destro. Tasto destro. Ora, per come avevo visto prima, contatti, da qui, show map. Allora, tu come ti chiami? Elizabeth Swanson? Geraldine Poon. Tu sei in mezzo... È lui. Ma sei in mezzo all'oceano tu? Non ho capito. Forse sta nuotandolo. Vabbè, comunque è nella zona in basso. Ok, ok, ok. Allora. Io ci ho sempre provato un casino di volte, ma mi sono sempre rotto i coglioni all'inizio soprattutto. No, zitto. Poi non avevo tempo, però mi sarebbe sempre piaciuto superi giocarci. lo scoglio di Minecraft Vanilla e vai a fare le skyblock, che parti dallo blocchettino di terra in cielo e ti devi espandere tu mano a mano. Le mod, il giocare con gli amici, sì, là puoi Eccolo, pure eccolo, morire. eccolo, fermati, Geraldine? fermati. Allora, Geraldino, Uno. uno, perché ti fa male. Vai, saggia, annusa. Ok, Ok, ce ne manca uno. Chi è il prossimo? vediamo se tu per caso Lucy. No. Allora, vedendo la mappa dei contatti, A chi sono? Questo... questo Facciamo qua lui. potremmo fare. Chloe.
e sei esattamente da questo lato qua. Tu? Perché c'hai una padella in testa? Perché lui è Franks. Vabbè, non facciamoci domande. E va bene così. Quindi dovresti stare. Io quando ero più piccolo mi vedevo sempre il video di Marcus Cron su. Sì, Wow, sì. mio fratello. Anche io, Regan. Dovresti essere qui. Ma dove sei? Sei tu? Aspetta. Chloe, vuoi un campione? Chloe, allora tu prendi, appoggi le dita delicatamente come se baciassi. Scusa, Aspiri. aspiri, Prendo. fai gni 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 gni. E butti fuori. Non hai fatto gni gni gni. Noi ve ne rembo. Non gli piace. Non hai fatto gni gni gni. Ridammelo indietro. Non hai fatto gni gni gni. Ma visto che c'è una percentuale. Ah no, perché giustamente gliene puoi dare uno al giorno. Allora, chi altro c'è? Uno vuole fare un attimo un lavoro e vuole vendere un po' di droga, deve avere dei problemi, io non lo so. Peter File. Peter File sta andando dall'altro lato della città. Ok. Acchiappa Peter. Signori poliziotti, abbiamo 14 bustine addosso. Oh cazzo santissimo, stavo scherzando, poliziotto. Sucol. Sucol compresse. Peter File dovrebbe essere di qua. Ma c'è una acchiappa la rete proprio. Peter? 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 No. Peter, questo è il prodotto per te. Ti focusa e ti rinfresca l'alito. Certo. Peter, Però però aspetta. Visto che persona per bene. Aspetta. Ok, fatto. Ok, adesso dobbiamo soltanto vendere. Sì. Andiamo a Forse 30. e cominciamo la Allora, giornata andiamo di a lavoro. vedere. Ragazzi, Così ne vuoi 10 per 10. 3,65 Ma quanto lo stiamo vendendo? a 30. Su 65 in più. Gozzi, dagli a lui. Vai, yep, subito. Dove sei? Te li porto subito. Ci abbiamo 2 ore, Gozzi, correre. Dove sei? Ok, sei pure. Sei qua vicino, sei. Aspetta, non aspetta, credo. già, ma questi sono proprio soldi regalati se lo troviamo. Ma oh, bello, forse sta dentro, Gozzi. Qui non si bussa. O sei qui Sta qua dentro. forse, Gozzi. Entra un po'. Forse è lui proprio. Quando Cookies? Forse sta raggiungendo il posto, che non ci dimentichiamo che mo ci ha dato l'appuntamento e ha detto vengo là. Ancora deve arrivare forse. Che poi loro si vengono a mettere in questo. Eccolo qua, eccolo qua. Ehi. Allora, erano 10. Ma non gliel'avevamo appena dati a lui. Ma gli è piaciuto talmente tanto il prodotto. Ok, fatto. Fatto. Ok, quanto ci resta a prezzo? Così già ci possiamo comprare la casa. Virtualmente. Sì. Allora, facciamo in questo modo qua. Tanto qua non c'è acqua. Quindi facciamo così. Presidente Nixon, Facciamo un attimo. Girati. quando possiamo comprare uno schiavo? Penso con la casa nuova possiamo già assumere qualcuno. No, scherzate. Facciamo uscire questi qua. Compriamo la casa, che non vorrei che si resettano o si perdono e perdiamo altre piantinozze. Allora. Tu sei già detto buono che Tatson va a trovare una droga. Allora, che Tazon, aspetta un attimo, perché stiamo lavorando anche per lei, quindi non è che siamo qua a... Non è che la droga cresce da sola, la devi un attimino preparare prima. Allora, vediamo un po' che ci vuole. Allora, noi ne abbiamo 3, 2 per 55, 4 per 140. Non ce la facciamo a farlo nuovo, sì. Però possiamo fare. Domani mattina? Se li prendi domani mattina, ce li abbiamo. Domani mattina ce li abbiamo. Togliamo tutto dalla vendita, perché così non ci arrivano altri messaggi e non facciamo brutte figure con i clienti. Simpatiche. Sì, Tom. Sì. So che ci hanno cacciato dalla nostra casa. Zio è stato preso da chissà chi.
Noi possiamo andare a dormire alle Tom, 6. sei arrivato anche in una serata speciale, anche tu. Sì. Perché- Poi Tom, non avevo riconosciuto il contatto, Era scusami. proprio Tom. È proprio lui. Buonasera Tom, stavo pensando alle prossime mosse per portare avanti il nostro impero della droga senza regalare più tanti campioni gratuiti. Minchia, 16 campioni omaggio. No, quello sei stato fin troppo gentile. Oggi gli hai regalato 16 grammi. Porca troia. È stato un regalo bello pesante. Tom, tutto bene? Che si dice? Allora, noi andiamo a letto. Facciamo così. Facciamo così. Qui dovrebbe essere tutto tranquillo e difatti. Questi sono i semi di valeriana, questi qua. Ecco qua. Diventato abbastanza schillato. Allora, a questo punto, altra spazzatura, quindi altri soldi. Poi Fate una vola a volo i 4 PC, l'uno che ci No, serve, oggi andiamo a vendere a vola a volo. oh, ce ne serve soltanto uno a noi al Faccio. momento. Facciamo così. Presto presto. Oh. Prendi. No, a venderlo. Ok. E mo andiamo a consegnare perché scade tra 4 ore. Carichiamo pure i soldi. E ci prendiamo la casa. Ovviamente noi paghiamo le tasse su questi soldi, eh. Ci mancherebbe altro, Gianmarco. Perché una speciale. Vai Enzo. A parte che il compleanno del dottor Jammox qui presente, quindi Ah. già questo rende la giornata Sono proprio io. un attimino particolare. Si stanno muovendo alcune cose di lavoro buone che coinvolgeranno anche voi nei modi giusti per quanto possibile molto presto, quindi è una serata dove È una bella giornata. abbiamo deciso di vendere droga a tutti, così anche No, regalando campioni siamo gratuiti ovviamente in game, naturalmente su questo videogioco. su questo gioco qui Schedule One. specifichiamo che se no a finire al TG1 ragazzo vende droga online è una questione in attimo. Grazie Tom Bello, grazie tante. Allora, io deposito tutto, Tutto. quindi la casa ce la possiamo permettere. Sì. Allora, dobbiamo parlare con la signora del ristorante cinese. Non clippo per clemenza, grazie Regan che è un casino. Ti ringraziamo. Vogliamo comprare una stanza. Come è insufficiente? Ah, ci serve il cash, dobbiamo prelevare allora. Aspetta. Oddio. Allora, 5. E poi aspetta, c'hai sopra là. Ok, questo te lo. Ok, a posto. Signora, un attimo, siamo andati di fronte, Vabbè, Siamo tornati. questa sai chi è? È la signora Chen del film di Venom. Sì, È lei. puoi entrare nella stanza da dietro il ristorante Con su le per le scale. scale. Allora, a questo punto Comunque nessuno che streama questo Dobbiamo gioco portare- di posta lì in sottofondo. Non so se possiamo mettere le colonne. penso, allora la potrei mettere in live qualche volta escludendo la traccia dal mod di Twitch, quindi non viene salvata In teoria ogni può e fare. quindi si può fare. Diciamo che è un sistema che viene usato naturalmente con i dovuti termini e con i dovuti modi per mettere qualche canzone protetta da copyright e che non viene salvata nel video, quindi non ci sono problemi. Ma guarda, siamo pigliati E a questo punto dobbiamo fare... Sì. La musica è veramente forte. Allora, dobbiamo prendere questo. Poi, E se ce la pigliamo. monnezza, facciamo così, guarda. Sordo. Prendiamo questi qua. Prendi tu. Ci trasferiamo. Questo. Facciamo così. Almeno lasciamo anche la stanza un pochettino. Allora, aspetta, c'è un attimo un problema. Allora, piano, a con piccoli calma. step. Allora, prima di tutto non ce la facciamo con le bustine. Allora, aspetta. Pallonetto. Vai. Ma quel bottone rosso là che cos'è? No, Penso perché sia la non so- lampada, sia la lampada. Sì, La musica del gioco, aspetta. Ho switchato programma per le live e sto usando Meld Studio e mi sto trovando meglio, solo stiamo aggiustando tutte queste cosine qua, quindi se notate cose ditecele, non avete nessun tipo di remore alcuna. Nel mentre noi ragazzi continuano ad imbustare questa Io sostanza imbusto legale, solamente legale. Allora, ci servono comunque delle bustine, che se no non penso che se
ci mettiamo questo nell'inventario, si perde tutto. Allora, ci servono 4 bustine. Io li lascio qua, inutile che ce li portiamo dietro. Chiudo la porta. E chi si è visto si è visto. Allora, prendi sacchetto, facciamo il nostro buon lavoro. Ok, dacci i soldi. A posto. Dai. Allora, poi dove ci stiamo mettendo tutti questi oggetti non lo sappiamo, però forse abbiamo uno zaino abbastanza grosso per portarci tutta sta roba qua. Allora, tu vuoi il pagamento con carta e ce la facciamo. Non si abbiamo il vasetto per le cifre. Ma penso che so altre cose che ci spiegherà. No, sì. Sì. Andiamo, facciamo così, ci prendiamo. Dobbiamo solo vedere. Aspetta. Allora, aspetta. Facciamo così. Facciamo in questo modo qua. Che ci serve uno slot, se no dobbiamo fare di nuovo avanti e indietro. Se io metto un attimo questo qua. Ok, tienimelo un attimo. Quindi adesso torniamo indietro. Comunque ammetto che per sparare sulla croce è palese. Sì, assomiglia molto a Dreams, è vero. È vero. Dreams è stato uno dei titoli che più avrei voluto provare, perché io ho preso la PlayStation 3 per Little Big Planet. Dreams tante volte che c'erano gli sconti, tante volte che potevo prenderlo, mai preso. Mai. Ne mettiamo solo 4. Impacchettiamo questi. Ti attaccare sul bordo. Ok. Quindi prendiamo questi. Usciamo da qua. Prendiamo la packaging station. Abbiamo preso tutto. Chiudiamo la porta. Allora, salutiamo la signora. Signore, noi ce ne andiamo. Donna, vuoi comprare qualcosa? No. Vabbè. Aspetta, non camminerei proprio con la bustina in mano così. Ah no. Joyce, tu non vuoi niente. Tanto l'oggetto lo lasciamo lì sopra là. Mo dobbiamo entrare in casa per la prima volta. Quindi ha detto da qui. Qui. No. In realtà penso che sia questo qua. Ok, abbiamo anche un bel appartamentino, vista mare, campetto da basket, eccetera. Io vorrei un sacco giocare a Dreams, ma non voglio prendere una PS5 e una PS4. Quello se l'avessero fatto uscire sul PC. Non è mai uscito? Allora, già no. Qua abbiamo un bel po' di spazio. 2. Io a sto punto ne prenderei anche un'altra appena possibile. Possiamo mettere questi qua. Questi 2 li iniziamo già a mettere dentro, così appena abbiamo le cose possiamo fare tutto. Facciamo 1. Facciamo 2. Visto che sono state fatte cose su Dreams assurde. Addirittura si è messo uno dalla demo di Kojima di PT. Ci ha fatto tutto un giochino sopra. E mi trovai questo video che durava anche un bel po'. Ma sono stati fatti delle cosine veramente sfiziose. Allora, ma è abbastanza più grande l'appartamento. questo lo mettiamo qua. Ok. Meglio chiudere sempre tapparelle per sicurezza. Di qua nessuno ci caga. Di qua c'è un muro e nessuno ci vede. Allora andiamo a vedere lo zio. Ma posa un po' di roba qua, lo zio. Allora, iniziamo a mettere tutti questi qua. Così. Dobbiamo mettere solo il soil qua dentro. Dreams è assurdo, dice Tom. Mi azzeccai a vedere quel video. Ma sono state fatte un sacco di cose belle lì sopra. Infatti mi piaceva molto la rubrica che facevano i Player Inside, dove andavano a vedere vari titoli che c'erano sopra, ma delle cose belle proprio, poi alcune completamente fottute di cervello. Sono anche un paio di plasma, io vorrei provare.
Sì, ma alla fine è una bella piattaforma. Ma tu che vendi, scusami? Ah, quanto vuoi per lo skate? 75 ce li abbiamo. Non so. Lo vuoi già comprare? Aspetta, zio, aspetta, zio. Aspetta, zio. Aspetta, zio. Aspetta un attimo. Allora. Scusa, possiamo prendere skateboard? Sì, esattamente la virgola con la quale sono le cose che sono su Dreams. E pure Tom è un fautore dei player inside. Come si usa skateboards? Allora, noi prendiamo skateboard. Tieni premuto e via, Gianmarco, verso nuove e mirabolanti avventure. Guarda che trick che ti faccio. Allora, Ecco qua. aspetta, però non gira in alcuni momenti, va bene. Allora, ci mettiamo Ti di occupa uno slot, però, Prova molto più veloce, minchia. Allora, zio, ci siamo spostati. Ci serve aiuto. Ok, ok. Quindi dobbiamo vendere... Salve. Così skateboard in faccia. Salve. Che ore sono? Sono le 5, tra un po' c'è il coprifuoco. Io direi di andare a dormire, Ho visto Ah, il Papa! Oh, il Papa! Buonasera. Sì, buonasera. L'abbiamo portato solo una volta al momento, però è stata un'esperienza alquanto particolare. Abbastanza mistica. Molto, molto mistica. Anche perché è fatto in maniera sì semplice e c'erano dei bug di un certo tipo, però l'atmosfera era fatta molto bene. Adoro i player inside, mi manca... sì. Pure lo conosco, Gravier, sì. Gravier io soprattutto sotto periodo Kingdom Hearts mi ci affaccio spesso e volentieri. Poi Kingdom Hearts ha iniziato di nuovo a annunciarsi e poi non farsi vedere più per il resto della... Progetto inesistente. Allora. Dobbiamo andare a dormire? No, ma difatti io ce l'ho e ogni tanto do sempre un'occhiata alle notizie di Steam, che magari può uscire qualche aggiornamento e cose varie. Noi provammo il titolo e comunque ci siamo divertiti perché l'incipit è fatto bene, si vede che è fatto da una o poche persone che stanno comunque cercando di apprendere al meglio come fare i titoli. Ce l'ha del potenziale, solo che andrebbe dal lato nostro, lato tecnico, giustamente fatto in un altro modo. Però l'idea è, per quello che abbiamo fatto soltanto il primo Titano, perché a parte che c'era un casino per quanto riguarda l'attivare i fari per poi farlo spostare, non c'erano tantissime indicazioni, quindi esatto, Tom, è quello. Sì, è stato davvero difficile riuscire a completare il primo, però ce lo siamo messi là. Se dovesse uscire qualche aggiornamento o altro, lo riportiamo pure con piacere. Ce l'abbiamo comunque nell'elenco dei titoli, che caso mai comunque non abbiamo niente da fare o siamo un pochino più liberi, non è che l'abbiamo abbandonato del tutto, per fortuna. Ce l'ha del potenziale molto particolare, molto, molto. Cioè, Tom, per far arrivare quel coso alla fine ce ne abbiamo messo. Però l'idea c'è. Allora, a questo punto noi dobbiamo sbloccare Clo Ludwig e Obet come clienti. Quindi... Poi comunque una storia più avvincente di Kingdom Hearts 3. Già. Allora... Dobbiamo trovare da chi farci raccomandare. Da Ludwig. Ludwig è proprio di fronte. Ludwig? Ludwig? Ludwig, aspetta. Ludwig. Aspetta. Campioncino della felicità. No. Non è che se te ne diamo due. No, non credo qualcosa. No, solo uno. Solo uno, però poi te ne sei presi 16 prima, Dai, accetta, dai. Dai, accetta, dai. Brutta persona, Oggi dobbiamo arrivare al prossimo livello. Dobbiamo ordinarci lo strain nuovo. Allora, innanzitutto io penso
apriamo il negozio per oggi e vediamo quante più cose possibili. Questa giustamente non la Purtroppo possiamo sono un andare. cagasotto, quindi horror non è gioco, ma alcuni hanno veramente bei concetti. No, cioè, pure io non sono un grandissimo appassionato di gioco, solo con Enzo. Ho trovato un Però- paio di horror e cose che voglio portare più là in live, ma sono cose dal mio punto di vista leggermente fottute di cervello, ma nel modo giusto. Però sono pesanti, alcuni horror sono veramente pesanti. Lui ha cambiato idea dopo qualche secondo. Aspetta un attimo. Austin ne vuole 5 per 180. Sì. Oggi nel pomeriggio. A posto. Allora, i messaggi vecchi cancelliamoli. A questo punto. Abbiamo 2 ore. Ah no, inizia in 2 ore. Ok, possiamo stare un pochino in città così a fare due chiacchiere. No, era Allora, più per strano. l'atmosfera c'era da horror. C'era. Solo che giustamente vedendo il tutto e come era più un alla ricerca dei titani più che marcarlo sul lato horror, non personalmente incuteva chissà quanto timore, però l'atmosfera c'era. No, se ci pensi, Titan Chaser è inseguitore dei titani, quindi ci può stare. La gigantofobia. Gigantofobia, esatto. Dai, possiamo vendere sto po' di droga e farci dei soldi? Noi comunque continuiamo sta cosa di capire, al limite riproviamo con Chloe. Anche perché noi non possiamo comprare altro. 5 per 185. Sì. Vai, vai. Anche tu nel pomeriggio. Pomeriggio giro consegna. Concettualmente ora la macchina rendeva tutto abbastanza fantoziano, sì, un po' sì. Sì. La macchina è stata un bel meme. Però noi preferiamo più tenerci titoli così. Noi i titoli che abbiamo comunque lasciato in live o perché non ci hanno preso o per mancanza di tempo. Ne abbiamo. Fortunatamente le serie che iniziamo riusciamo sempre a finirle, ma sono capitate quei 2 o 3 titoli che non ci hanno spinto ad andare oltre. Però Titan Chaser ne abbiamo parlato pure un pochino di tempo fa. Minchia, va benissimo. Ce lo siamo praticamente detti, è simpatico per fare comunque una seratina diversa, non è il classico titolo, preferiamo più portare quello che spendere in altro che effettivamente non ti fa venire voglia di giocare. Io fortunatamente, ma non perché ce l'ho con lui, ma l'assassino io ce l'ho ancora installato, però ho pagato 17 euro con l'Ubisoft Plus, quindi non ci sto perdendo tantissimo, ma prendere un gioco del genere a 80 euro e non sentire poi la voglia di giocarci, che alla fine tra me e uno che ha pagato 80 euro il gioco è sempre quello, quindi non cambia la cosa. Papa, mo fai come l'altra volta, mo fai un'altra volta come... non ricordo il titolo, qual è? Guarda, se fai la stessa cosa e ti viene in mente il titolo, ci piace questo mood, ci piace, ci piace. Non ce la faccio. Allora, signore Guardio, Un giorno oggi, prima di morire, salto! dobbiamo finire Mortuary Assistant. Ci stanno inseguendo. Allora, Mortuary Assistant, Quello sì. fu un problema. Allora, Mortuary Assistant... Oh, ricercato! Che ho fatto niente! Non ho fatto niente! Non ho fatto niente! Mi stanno teserando. No, oggi togli sto skateboard! Togli questo pezzo di skateboard! Vai così. Sulla strada diritta, aspetta. Vai. È diventato GT all'improvviso. No. Perché siamo ricercati? Non lo so, perché hanno provato a controllarmi e me ne sono scappato al posto di blocco. No, Regan, che cazzo clippi, Regan? Aspetta un attimo, di qua si va al ristorante. Cosa minchia clippate? Aspetta. Dici che a casa siamo al sicuro? Non so, non ce la fa più a correre. Leva questo coso, levalo! Vai. Con zero indizi di cosa tu Vai. Pensare, ricordo davvero nulla. Anzi, io non so se tu qui sei al sicuro. No, la polizia è vicina! No! Scappa! Parkour! Non ha funzionato. Via, scappa. No, perché non ho skateboard? Ma non ci stanca la polizia di rincorrermi tutto il tempo? Come si evita questa cosa? Non lo so. Aspetta. Non lo so, è me lo del momento. Aspetta, Gianmarco, c'è un problema. Dobbiamo comunque vendere. Aspetta. Tu monti, si sta togliendo, scappa. Continua a correre, non andare qua. Voglio stare qua vicino che c'è una vendita così non perdiamo tempo.
Dai, dai, dai. No, alle spalle non succede niente. Le ultime parole famose. Se ti prendono ti chiamo un cazzotto in bocca. No, era finito! Sei un Da fallito. dietro ci hanno preso! Sei un Non è fallito. possibile! Non è possibile! Mamma Non è mia, possibile! che Non è sega possibile! immane. Ma Francesco c'ha ragione. No, Francesco c'ha ragione. No. Beh, ma una raspa mai vista? Perché quello voleva 11 Poliziotto. grammi, Geraldine! Sei ricercato vivo o morto? Ma quando? Ma aspetta un attimo, aspetta. No, non siamo sì, minchia, addirittura, sì, vabbè. Va bene, aspetta un attimo che studiamo la mappa pure. Ma queste zone, ma chi cazzo le hai mai viste? Ma dove siamo andati a finire? Allora. Andiamo nei vicoletti così. Posso mettere in una pattumiera? Nei boschi, Gianmarco, nei boschi. Nei bosconi. Di qua. Buttati qua in mezzo. Vai in mezzo alla natura, vai. Vai, sì. Lontano dalle strade. Ok, fatto. Abbiamo 2 ore per completare le consegne. Qua mo viene una macchina di fronte. Vai, non fare come prima. Non riescono a prendere a uno Non che ha un fare pezzo di come recinto prima. con le ruote. Ok, fatto, siamo puliti. A posto. Allora, subito a fare le consegne. Ora Subito. cambia ancora da Wanted da Dead direttamente. Ragazzi, tutto a posto. Abbiamo non so quanti minuti per fare 3 consegne. Oh. Ok, uno è qui. No, ragazzi, aspetta, stiamo andando. Aspetta, stiamo andando, non vi preoccupate. Allora, tu quanti ne vuoi? Tu erano 7. Ce la fai così? Ok, poi Non ce la fai. non ce la facciamo, dobbiamo prendere solo un altro se ce la facciamo. Ok, lui è soddisfatto al 100%. Vediamo se almeno un altro riusciamo a farlo. Dai. Dove sei? No, qua. No. 5. Oggi devi togliere quella caccia di roba dal mercato. Togli il mercato. Ok, no, fermi. Tizio, buonasera. Oi, Passa Tizio veloce. One! Grazie, Tizione. Fatti bei soldi però, Tanti auguri, mamma mia. Gianmarco. Grazie, Tizio. Vabbè. Grazie, Tizio. Kyle. Kyle perde un Non po' ci possiamo d'amicizia, parlare però con Kyle. Kyle c'è stato un problema con la polizia, però. Allora, depositiamo tutto. La mano più fiera del mondo. Sometimes. Qualche volta. Dipende dalle stagioni, ecco. Allora, noi non possiamo fare più niente col povero Kyle che sa fa a piedi. A questo punto ci conviene far passare la giornata e comprare domani qualcosa a sto punto. Ma noi dobbiamo comunque, noi stiamo comprando a credito, prima o poi questi diranno oh, ma i soldi? Dobbiamo vedere se vogliamo saldare quanto ci chiede lo Zimo. Allora, iniziamo ad appararci un attimino il debito perché la polizia penso che riusciamo a farcela. Se arriva Gigi il sicario la vedo un pochettino difficile. Dobbiamo un po' comunque, secondo me. Allora, comunque è stata una giornata bella interattiva, Sì. Vediamo solo che succede. Così e poi switchiamo al principe perché qui oggi penso che abbiamo dato. Penso che abbiamo... Ecco, sei incazzato. Che giornata di merda. Allora, Togli tutto qua, così tanto ci abbiamo un cazzo. a posto. Mi immagino nel giornale poi la notizia straordinaria, Intercettatore, vediamo il malvivente scappare dalla quinta vettura dopo un posto di blocco scansato. Lo skate sembra immune ai diesel, paura e panico in quartiere nell'ultimo quarto d'ora. Poi vai 2 secondi nell'erba, non ti vede più. Allora, siamo ma comunque... eravamo al 4. Sì, ci ha sbloccato già un bel po' di Possiamo cose. comprare il nuovo strain. Allora, ecco, 4 messaggi, aspetta. Forget it. Lui ha cambiato idea. Vabbè, tutti i messaggi... Sì, nevermind. Fottitene Vabbè, porri e vai. ragazzi, c'è stato un attimo un problema, scusate. Allora,
Allora, vedi un po'. Vorrei ripagare il mio debito. Allora, Quanto? penso che ce l'abbiamo scritto allora da qualche parte. No, va Andiamo bene. a sto posto. Dove sta? Dov'è? Aspetta, allora, qui. L'hardware dove compriamo le cose. Quindi dovrebbe essere qua dietro. Essere qua dietro qua. Pensavo quando ti dovevamo dare. Quando vuoi? Quando 2,40? Mannaggia la miseria, ma io pensavo quando volevi. Senti, almeno così stacchiamo che ci siamo tolti pure il debito. Allora. Non ti aiuta. Adesso se devi evitare i soldi, portami i soldi. Portami i soldi perché sennò Poi questi diventano pericolosi. capito, sono 2,40 su, aspetta, guarda, 2, 50. Ecco qua, a posto, fatto. Prima di mezzanotte gli auguri sono ancora validi. Non ti preoccupare, Tizio, tu sei sempre validissimo. potevano arrivare anche dopo domani, Tizio. Se me li fai tu, soprattutto valgono sempre, Tizione. Sono 100, sono 200, sono 40. E siamo a posto così. Allora, mo adesso Come ve la cavate con gli FPS frenetici? Io faccio cagare. io non c'ho più l'età, ammetto. Metto proprio spudoratamente la cosa. Però la partitina Doom ma faccio sempre con piacere. Difatti appena esce il nuovo, Una dummatina. anche perché Game Pass sempre sia lodato. Allora, un giorno ci arriveremo a questo. Sì. Un giorno ci arriveremo anche noi a tutto questo. Momento in pantofole scappiamo dalla polizia in skateboard, quindi già va benissimo così. Poi se mi fai qualche titolo, Papa, ti posso dire se è qualche cosina che ho provato oppure no. A quello stavo pensando. Ultra Kill l'ho visto, il mio cervello lo sta assorbendo piano piano che tutti insieme non ce la faccia ad avere tutta quella roba in faccia così subito di botto. Per me è troppo che non sono più abituato a giocare a quel genere di giochi, ma mi sono promesso che appena ho la possibilità lo prendo e lo voglio provare. Allora io cambio un attimo il titolo così vediamo se sto principe oggi. Allora ragazzi, ne approfitto visto che ne siete in tanti stasera e ci fa piacere, vi posto il link in chat. È uscito un articolo su un sito che parla di videogiochi, cosa a noi tanto cara. È un articolo che riguarda il design della Switch 2 ed è stato scritto da mio fratello che pubblica su questa piattaforma. Quindi se vi capita e volete darci un'occhiata e se vi piace condividerlo, ci farebbe assai piacere. Ecco qua. Ok, inviato. Allora, io cambio qua e cambio la categoria. È stato scritto da mio fratello, sì. Che chiamava anche lui dottor, quindi qua siamo tutto un gruppo di amici medici a quanto pare. Sono dottore, ma non siamo fratelli purtroppo. Non in questa allora, vita. Blueprints. Allora ragazzi, entrate con noi nel nostro incubo perché noi sto gioco non sappiamo più come lo dobbiamo prendere, veramente. Quindi dateci una mano, attivate pure voi i cervelli, ragioniamo tutti quanti insieme, dateci una mano che non ce la facciamo a battere sto gioco. Gioco di me. Dal pad dell'Xbox. Non perché siamo stupidi, è che da giorni facciamo dei passi avanti, ma il gioco continua a metterci cose nuove, quindi non sappiamo più come fare. Allora, noi ieri cosa abbiamo scoperto? Il tunnel che dobbiamo mettere. Sì. Poi abbiamo altri 78 enigmi sparsi per tutta la casa. 2 cassaforti che non sappiamo aprire. Un basement segreto con una chiave che non sappiamo dov'è.
Abbiamo trovato la chiave del giardino segreto, ma non sappiamo il giardino segreto dov'è e la chiave l'abbiamo persa. Quindi tante cose da fare. Sì, allora lo stile grafico di Ultra Kill mi gasa tantissimo, è bellissimo. Grazie mille, Tizio. È un progetto che hanno iniziato comunque da poco e sono lui e altri ragazzi che ne sanno, quindi stanno cercando di portare un certo tipo di linguaggio in un certo modo, e non perché è mio fratello, ma in un modo molto più corretto di quello che si è visto ultimamente in giro. Quindi date pure un'occhiata alla piattaforma, può uscire qualcosa comunque di interessante sotto un'ottica diversa dal solito, e ogni tanto vedere le cose in modo, in questo, non in maniera normale, può fare soltanto che bene. Allora, Gemma, a questo punto iniziamo col breakfast. Dai. Sono 10 passi qua più una chiave, e a questo punto ci andiamo a vedere un attimino fuori. Ne buttiamo un'altra moneta qua. Prima o poi le recuperiamo in qualche modo tutte queste monete. Vai Tom, non ti preoccupare. Questo Tom, se ti piacciono i roguelike e ti piacciono i giochi con enigmi e da perderci la testa, tu di questo ti innamori proprio. Ci perdi proprio la testa. Ecco, allora, ma che cosa mettiamo? Poi, se vuoi un consiglio per la tua sanità mentale, non iniziarlo. Perché se lo inizi, Tom non ne esci più. Vai, Tizione, grazie mille che sei passato, non ti Grazie, preoccupare. Tanto stiamo riuscendo comunque a vederci e a trovarci più spesso degli ultimi tempi, quindi già va bene così. Tanto lo sai, siamo in live tutte le sere, quando vuoi è sempre un piacere. Quello può piacere come noi il design che mi ha fatto tenere continuamente innanzi. No, ma ti mette proprio una bella sensazione, questo l'ho visto. Mi sembra... No, non c'è sul Game Pass. Allora, mettiamo il... Ah, ecco qua, a posto. Già, ma questa può essere una buona run. C'è sta batteria che non sappiamo ancora dove va. Il metal detector, almeno avendolo dall'inizio, possiamo trovare un bel po' di cose in più. Allora, vediamo un attimo. Marco, tu se ti vuoi far venire un'intuizione geniale come quella delle torce di ieri, che ci ho messo un minutino in più, però del cazzo è vero, ha ragione Gianmarco. Allora, usiamo quella tattica che ti ho detto oggi. Sì. Non puntiamo direttamente in alto, No. ma apriamoci un pochino tutto. Ha finito l'UFO sui poteri. A posto, a posto. Attenzione. Tizio, passa sto periodo, ci sistemiamo per bene, hai voglia che lo facciamo. E non solo quello. Bella security all'inizio. Va bene. Allora, noi perché il gioco lo stiamo prendendo, rasciamo verso il nord. Perché vogliamo arrivare giustamente all'anticamera e capire cosa c'è dentro. No, Marco, noi facciamo tutte le stanze, ci prendiamo i nostri tempi, facciamo tutti gli enigmi, sblocchiamo tutto quello che c'è da sbloccare, poi noi andiamo là e sfondiamo tutto. Grazie ancora Tizione, buonanotte e buon lavoro domani. Tizio, grazie mille, buon lavoro, ci sentiamo in questi giorni. E fai tanto manzo quando è possibile. Bravo Tizio. Allora, dobbiamo capire i tunnel dove escono. Oggi sta run sta andando troppo bene. Succederà un bordello. Sta andando troppo bene questa run. Troppo. Già. Troppo. Già lo so. Facciamo pozione? Allora. Facciamo l'esperimento. Questi ci sono i vecchi che abbiamo fatto. Allora. Quando tiri fuori uno di quegli archiviati, ossia quando prendiamo la stanza degli archivi e ce ne oscura uno, possiamo fare una cosa. Quando generi un corridoio da un altro corridoio, e quando succede questa cosa, per ogni camera da letto dopo la seconda, ci sono andati proprio di sfiga stavolta.
Sì. Fai con le camere da letto oggi e metti la stella. Che questi qua tanto sono solamente per stare almeno la stella per sempre. No, aspetta, Giamma, farei, giusto per ottenere una chiave extra, visto che noi due corridoi li mettiamo sicuro, mettiamo le camere da letto per sostare un po' di più. Per ogni camera dopo la seconda, aspetta, Giamma, si può fare questo più questo e fare un botto di chiavi. Però dovremmo mettere un sacco di stanze, questo ce lo possiamo non è tenere. che ne fai un botto così. Questo sì, ma poi a te sempre servono 2 always. E tu c'hai solamente 2 always. Quindi dopo quello Però non si attiva più volte in base alle bedroom che mettiamo. Noi ce ne abbiamo 3 o 4. Quello resta sempre. Se tu non metti le always, questo non si attiva. No, ma noi i corridoi, quello è più probabile che mettiamo i corridoi che le camere da letto. Ma abbiamo più camere da letto che corridoi. Always proprio su di meno, oggi delle camere da letto. Dobbiamo fare così. Io avrei fatto questo. Ok, facciamo questo qua. Dopo la seconda che è troppo fuori. Dove? Dove? Che cosa, Regen? In che senso dopo la seconda? Ma tu intendi come atto sessuale dopo la seconda? No, dopo la seconda stanza. Ok. Stai facendo un gioco era un po' compromettente questa frase comunque. Noi hai fatto il birbante. attento ad usarla in alcune circostanze che potrebbe comportare dei problemi. Ha fatto un simpatico gioco di parole il Regenone. Ecco qua. Sotto la terza solo capezzolo. Giusto. La verità. Va bene. Dobbiamo ancora capire qui che cosa dobbiamo fare. Dalla boiler room, va bene. Allora, proviamo a salire verso nord. Vediamo, magari ci esce. C'è la dark room. Che noi non apriamo adesso perché va a fanculo. Il power up, Regen, certo. Il power up. Vediamo da qua. Criminali. Per dei criminali. Ma un criminale ogni tanto ci sta. Ma noi non siamo Gli criminali. Archivi, mamma mia, tutte qua stanno uscendo. Ma che merda, Lizzo. Questo non lo possiamo fare. Cappella. Sta cappella arrostuta. E a questo punto. Oh, attenzione, aspetta. E a questo punto abbiamo risolto un problema dalla dark room. Sì. Così sblocchiamo tutto l'ambaradan. Non ce l'hai. Sogni di gloria. Allora. Mettiamo questo, ma non ci entriamo. Che tanto sappiamo che è aperto. Ce ne torniamo indietro e ci facciamo tutto l'altro lato adesso. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Tu no. Di posticcio. A questo punto vieni qua. Mettiamo un po' di chiavi, prendiamo un po' di cose. Mi dipingevo le mani della faccia. Allora, tanto qui abbiamo fatto un pochino di colazione. E già ci siamo tolti un paio di stanze da mezzo. Dobbiamo fare a sto punto per forza la bedroom per andare a sinistra. Recuperiamo 2 punti. Mo giustamente abbiamo il metal detector, non ci saranno oggetti. Ci vuole per forza il den, così ci sblocchiamo 2 slot. Vabbè. Non ci sono casse, non c'è niente proprio, va bene. Allora, andiamo prima verso il basso. Che un'altra stanza nuova. Gianmarco, soldi. Guarda, ma che cos'è? Buonasera. È successo qualcosa che forse non siamo stati segnalati. Aspettate, fermi. Ragazzi, calmi. Ci hanno fatto un ride. Allora, grazie mille per il ride innanzitutto. Grazie tante. Ragazzi, ho cambiato programma, non ho attivato le notifiche, non sono arrivati suoni, scusateci, abbiamo visto solo cose che si accendevano all'improvviso. Grazie mille a tutti ragazzi, buonasera a tutti ragazzi. Se qualcuno ha giocato questo titolo è cordialmente invitato a restare e ci dà una mano, perché noi non ce la facciamo più con questo gioco. Un'altra stanza nuova, Gianmarco, non ce la facciamo più ragazzi. No, non ci avete spaventato, ma abbiamo iniziato a sentire suoni molto strani. Ci è venuto un attimo
ricordo del Vietnam perché abbiamo avuto a gennaio l'onore 2 volte di ricevere un raid da Sabaco e ci siamo trovati 500 persone addosso, quindi questo rumore è stato molto amplificato, quindi ce lo ricordavamo in quel modo lì. Sentendolo un attimino più con calma non ci abbiamo fatto caso subito, però abbiamo capito che era successo qualcosa e ci fa piacere notare che intenso. mentre stavo per tirare un bestemmione su quello che era successo qua in game, va benissimo, Però tutto a posto. va benissimo. Avevano chiesto di che cosa parla questo gioco. Allora ragazzi, Spiega. allora ragazzi, ve lo spiego nel modo più tranquillo possibile. Allora, se voi vedete qui in basso a sinistra c'è un elenco di stanze che noi abbiamo assemblato. Lo scopo del gioco è quello di raggiungere una fantomatica stanza 46 dove c'è l'eredità del nostro bisnonno. Il problema è che il gioco funziona a giorni, noi dobbiamo in maniera molto roguelike, ci sono stanze da mettere che ti danno potenziamenti. Buonanotte Francesco, che ci danno vari potenziamenti e varie cose da fare. Stiamo giocando da giorni interi, ci sono enigmi in ogni stanza, codici da trovare in una stanza e mettere in un'altra. Buonanotte Nenia pure. Buonanotte, grazie mille per il ride ragazzi. Un baby me lo faccio con piacere. Bevi si fa per forza. Quindi noi ci stiamo facendo stanze all'infinito, trovando e prendendo indovinelli da altre stanze per cercare di capire come fare per andare avanti, il tutto sempre in maniera diversa. Poi ci escono stanze che non possiamo mettere. Tom è riapparso. Tom, ma all'improvviso. Tom, lo sgranchissi, ci stava, visto che sto lavorando da stamattina. Oh. Allora, papà, non c'è dell'horror. Ci aveva un attimo illuso il gioco perché una delle prime cose che ci ha detto è stato: guarda, non stare in giro dopo la mezzanotte, ma non possiamo stare quando finiamo i passi in alto a sinistra. Quindi, allora c'è la keycard e questa è buona. Allora voi accomodatevi, mettetevi con calma, seguite quello che facciamo. Non capirete una beneamata mazza, ma fidatevi, noi che stiamo giocando, manco noi stiamo capendo quello che stiamo facendo. Proprio, ragazzi. Noi adesso dobbiamo provare ad andare per forza di qua. L'obiettivo è arrivare in quella stanza in alto. Solo che va prima sbloccata in un determinato modo e per farlo dobbiamo trovare un'altra stanza, una leva e fare altre cose. Riusciremo mai a finire sto gioco? Sì, pure tra 1 anno e mezzo. Tom ha fatto pure una... Tom, sto gioco ci sta facendo fare delle clip e delle parolacce che non immagini. E il tutto va in incastro. Non so fare che no, allora stanno certi enigmi, guarda. A lui ieri è venuta una semplice intuizione su una cosa che avevamo visto per sbaglio tantissimo tempo fa. Ha detto: prendi quell'oggetto che hai creato, portalo in quella stanza. Abbiamo sbloccato altre cose. Quindi c'è da perderci un attimino la testa qui. Però lo finiamo. Non si sa tra quanti anni. Sì, però... prima o poi si finisce, ragazzi. Allora, a questo punto mettiamo il corridoio e ci colleghiamo alla Foundation. Sì, ok. Allora, noi continuiamo ad esplorare. Possiamo andare di qua. 4 monete. Questo che effettivamente non ci è mai servito a niente. E il garage con 3 chiavi. Con una gemma. Allora, Gianmarco, si potrebbe fare. Che vuoi fare? Garage qua e vediamo di sbloccarci lo shortcut per tornare indietro. Okay. Ce ne possiamo andare dalle Foundation a destra e proviamo a continuare il percorso dall'altro lato, ma abbiamo messo tutte le stanze almeno. E ci abbiamo 6 chiavi. Ci abbiamo la scheda, non ci dovrebbe fermare nessuno. Sì, è più un mistero, esatto. Sì, ma poi perché è pieno di lore in giro e c'è un mistero in questa villa che non si riesce a capire, come la mamma del protagonista sia letteralmente scomparsa all'improvviso e non si sa che fine abbia fatto, ma in una villa dove c'è un problema di dislocazione temporale e quant'altro, se sparisce una persona, credo che sia una cosa un attimino normale. Abbiamo trovato anche un bunker antiatomico, ricordiamocelo. Abbiamo un recinto fuori con un codice che non sappiamo cosa cazzo metterci dentro. Un cazzo proprio, così.
Poi dopo un paio di giorni abbiamo trovato questa stanza qui e c'era questo ascensore. Praticamente il blocco, questo qui foundation, andando dietro, quindi verso il lato nord e accedendo al muro proprio che c'era dietro l'ascensore, abbiamo trovato un meccanismo che ci ha fatto attivare l'ascensore. Noi possiamo tranquillamente scendere E piangere. e abbiamo pianto. C'è un bel corridoio con una bella porta misteriosa, con un bel simbolo, proprio, sapete quelle porte piene di mistero? Eccola, tipo Little Nightmares. C'è sta porta, però non ci possiamo entrare in nessun modo. Non sappiamo che cosa possa esserci qua dietro. È un palese tributo ad Vanishing of Ethan Carter. Io non l'ho giocato. Ma bello quello, già. Abbiamo trovato in una stanza un cabinato che ci ha raccontato di una porta misteriosa che ci avrebbe portato in un altro mondo. Stiamo continuando a trovare misteri, ma non arriva una cazzo di soluzione. Buonanotte, bello. Buonasera. Welcome, grazie. buonanotte, grazie mille del ride, ragazzi. Ragazzi, iniziale dice che la villa ad Arcore. Regan, io non credo sia ad Allora, Arcore. c'è un bel panorama da sopra e tutto, però Non è Arcore. meno male che non ha fatta battuta nel dire è scomparsa una donna in quella casa e ha collegata, perché sennò poi là sarebbe stato un bordello. Quindi ci va bene così. Ci va bene così. Preventivamente dissociati. Allora, adesso viene il bello. Gianmarco, sei pronto? Sempre. Allora, questa è una stanza con un premio fisso, solo che c'è un piccolo enigma da fare. Dice la blu. Siano le minorenni. Bravo papà, qui non ci vedi? sono. Le gemme non ci sono. Quindi qui dentro non ci sono. La scatola blu dice la Quindi verità. non ci sono. Scusami, 1 più 1 fa 2, 2 più 1 fa 3. Qui c'è il puzzo, Gianmarco. Stanno nel bianco. Dici tu? Dici? Allora, dalla chat, secondo voi dove stanno? Poi vi spiegherò il perché. Vi Poi- convincerò. Però è bello che due napoletani fanno tipo Joker e 3 carte a persone in live così. Dove sono le gemme, ragazzi? Dove sono? Va benissimo. Che già un paio di volte ci ha fregato nella sua semplicità. Ah, vi spiego perché ho la soluzione. Ascoltate. Vai. O nero o bianco. E adesso vi spiego. Allora, le gemme non sono qui. Ok. Vero. Diamo per ipotesi, ok? Vero. Prego, avvocato. Poi il blue box dice la verità, quindi vero anche questo, quindi qui non ci sono. Andiamo al nero. Se il nero dice il falso, perché 3 veri non ci possono essere, vuol dire che non stanno nel nero, non stanno nel blu, perché il nero dice ce l'ho io, ma se è falso non ce l'ha. Ok. Il blu non ce l'ha, stanno nel bianco. Andiamo col bianco? Allora, la situazione è questa. Di solito escono delle gemme all'interno. Noi ne abbiamo una e ci servono per creare stanze speciali. Quindi se le troviamo adesso va bene. Se non le troviamo va molto male. Il caso è chiuso. Però lo devi attivare quando ho fatto il caso è chiuso. Mi scusi. Devo farmi l'animazione objection. La blu che dice? La blu dice che non ci sono Io qua non ce dentro. l'ho. L'unico indizio che abbiamo per la risoluzione comunque dell'enigma, la stanza è la stessa per ogni run, però cambia il tipo di enigma che si trova qui. Cambi i caratteri. Le istruzioni... Allora, Tom, piano con certe parole che mi ricordi che c'è un certo professore che deve tornare. Facciamo finta di niente. Facciamo finta di niente. Prima o poi... E là ci facciamo le risate in live, questo è poco ma è sicuro. Queste sono le regole del gioco. Almeno una scatola delle 3 dice il vero, ma ce ne possono essere anche di più. Almeno una scatola dice il falso e ce ne può essere una di più. Soltanto una delle 3 scatole ha il premio. Le altre 2 sono vuote. Queste sono le istruzioni. Quindi io ascolto Jammox. Il caso è chiuso. Io ascolto Jammox. E Jammox aveva ragione. Bravo Jammox. 2 gemme.
Yeah. Allora, noi dobbiamo solo sperare che non ci chiuda il gioco in qualche modo, e sta molto rischiando al momento, anche se con 36 passi è un bel giro, ma riusciamo a tornare indietro. Abbiamo l'altro ingresso di qua, mela. Bravo Duke, grazie professore. Sei un figlio di bottana, perché giustamente Sì, sei un figlio di bottana. Low No, l'Allway passa, però non lo volevo consumare Per così. forza Però qui vabbè, si deve c'è fare. anche la versione potenziata, quindi abbiamo una Guarda come cassa. escono 2 chiavi e una gemma. La mappa del tesoro, Gianmarco. Chiave speciale, una gemma. Guarda, ci sono andato vicinissimo. Chiave speciale, una gemma. Ok, dobbiamo per forza andare di qua. Va bene. La dining room assolutamente. Per forza. Ma anche per un fatto proprio che se no non possiamo andare da nessuna parte. Allora, c'è un oggetto qua da qualche parte. Che c'è? Dov'è? Hello. Una chiave. Sì. Oh, una chiave qua a terra. Oh, per Ok. Allora, posso dire che ho un anno che vi seguo ancora non so come Gianmarco, se vuole, visto che ragazzi è anche il compleanno di Gianmarco oggi, cioè, no, mi hanno fatto tutti quanti gli auguri. ricordiamocela sempre questa cosa, auguri per i suoi 78 anni. Sono 27, ma va bene comunque. Salve, ciao Tom, un bacio. Non è solo una mano, Buonasera. c'è anche dell'altro. Adesso però torno a essere una mano. È vero, Tom sta da un anno qua. È vero. Tom, lo sai, chiedi e ti sarà dato. Non... Fagli vedere pure l'altra mano, che tu di solito cacci. Fai... Ecco qua. Uno e due, ne ha due comunque. Fatto tutto, c'ho 2 mani. Se volete, c'ho allora, il piede. Vabbè, si può far vedere, tanto non è il piede, sì, non c'è problema. No, non penso ci siano problemi. Ci conviene mettere. C'è una mano incredibile, una faccia. All'inizio live, se volete, sta in modalità stream. È vero, ragazzi. Se vi recuperate il VOD, c'è un pezzo di live all'inizio dove inizio a fare io lo streamer perché Enzo era andato a Narnia. Diciamo che mi scoccio di montare una schermata, torno subito. Eccola qua, fatto. Chiave della... Vabbè, ci può uscire. Allora, vediamo qua. Fiducia. Tunnel. No, ma mettere per forza, così. Allora, stai camminando. Questa mo è nuova. Stai partendo una cutscene, qui non c'è niente. Dice che quando fai il tunnel va sempre a finire con il tunnel, quindi mo ci esce un altro tunnel. Mamma mia, lo zio, mamma mia, aspetta. No, quello è dall'altro lato. Aspetta, ragioniamo un secondo. Aspetta. Non l'abbiamo fatto, quindi pedaliamo e continuiamo. Ecco, altro tunnel. Allora, ragazzi. E se avesse 3 mani a 3 gambe, dice Reagan, ragazzi, purtroppo, per fortuna ho solo 2 mani, ahimè non ho la terza gamba. Però vuole sempre una chiave, giustamente. Mamma di Giamma, per la prima volta tocchiamo l'ultima fila, c'è stato un suono poco raccomandabile. Che cosa è stato? Non sei un tripode Era una della Guerra dei Mondi. campanella. No, ragazzi, non sono neanche un tripode. No, non sono una creatura aliena. Ma se io mo metto il tunnel, mi trovo addosso a un muro. Lo zio, aspetta, questo. Che vuoi fare? Cassaforte. Abbiamo finito però così. Sì, ma tanto non possiamo andare di più sopra. Cioè, si esce fuori dalla zona. Possiamo andare verso destra però. Però possiamo mettere questo. Ma 40 monete qua, che ci facciamo? Così? E se risblocchiamo andando dall'altro lato la libreria, più qualche altra cosa che possiamo trovare, possiamo prendere uno dei libri costosi. È la possibilità più grossa che abbiamo. Abbiamo 3 libri grossi da prendere, Giamma. Non lo so. Proviamo. Non sono d'accordo. Almeno c'è. Pensa a Gianmarco che fino a poco fa sapevo che 27 anni e che non era felice per l'attuale premier, ma non conoscevo la tua faccia. È vero, sì. No, Giorgiona sempre nel mio cuore. Sì, qualche sera mi vuole invitare
prendere un caffè. Si accetta sempre con piacere. Avrei un paio. Già, era la stanza che ci serviva. Aspetta, che cosa ci Quando abbiamo? avessi mai capito, onestamente. 2,33. Comunque, avrei un paio di suggerimenti da dare, se vuole. 33. Beh. Sì, vai. Il medaglione degli Avengers. Questo che era un bonus fisso. Prendiamo altre 2 monete più, quindi ogni giorno prendiamo 5 monete. Abbiamo 73 monete, ragazzi. Nient'altro. C'è un passaporto. Compromessa. Ok, la situazione si sta. Era un passaporto diplomatico, tra l'altro. Allora, lo zio, qui stavano facendo degli esperimenti e lei era una spia sotto copertura. No, grande papa, non è di Arstotzka il passaporto, non è quello. Beh, grande papa. Io ho un gioco simile quello, solo che è quello che l'abbiamo fatto pure una volta privatamente, oppure forse in live e ci siamo un attimino divertiti e lo volevo riportare pure per il secondo che è uscito. Not Tonight. Ok. Invece di controllare passaporti, sei un buttafuori all'ingresso delle discoteche in situazioni un attimo particolari e devi scegliere chi entra o chi no. Ma il gioco più bello resta sempre il gioco del pugile. La nostra storia, così. Lì noi abbiamo iniziato ad Mamma avere mia. le idee per le live. Mamma mia, così. Questo prima o poi speriamo che continua, perché ci manca il finale, così. Ci manca il finale. Aspetta, non ricordo manco il nome. Fisto qualcosa. C'è anche Neighbors, aspetta. Oddio, questo non lo conosco. Magari uno di quelli che ci ho segnati nella lista di Steam. Questo mi ricordo perché l'ho presi tramite l'Humble Bundle e provandolo una sera ci divertimmo un bel po'. C'era questo qua. Eh sì, a questo punto, aspetta, ma lo prendo subito. Libreria, no? Osservatorio. Per forza. Allora. Stasera si mangia bisteccone. Bisteccone, un Bind Pass. Però ogni volta cambia il bonus sotto, non è sempre lo stesso. Quindi dovremmo vedere prima dalla cucina qual è la stanza che serve per fare la combo. Noi ci ha lasciato i berresi, no, da buffe mazzate. Gianmarco, io lo spero con Per tutto te. il cuore, anche perché è la possibilità più grossa che ci abbiamo. Non siamo andati sopra? Perché sono un deficiente e ho sbagliato l'uscita. Sì, ma sei un portinaio, non devi fare entrare dei mostri doppelganger dentro il condominio. Questo può essere interessante. Aspetta, forse ho capito qual è. Sì. Questo qua ce l'ho tra quelli che volevo portare in live. Ottimo. E gli altri? È una chiave, va Va bene. bene. Grazie. Gianmarco, il gioco è troppo gentile, Gianmarco. Dove va? Ah, poi. No, vedo se si attiva il metal detector per qualche oggetto. Faccio già a te. Allora, Lo zio. Porco. no, metà ti fa in culo. Per una gemma di merda. Lo zio, il giardino segreto sta là sotto, sta sotto la statua, lo zio. Sì, Lo zio, questo è sì. il giardino segreto. Sta qui sotto qua, è vero. È questo. E non c'era mai uscita sta stanza. C'era uscita già l'ultimo. Ma in passato non l'hanno tanto- pigliato, ok. Nata voto. Ma però noi ci abbiamo un problema, Gianmarco. Lo zio, archivio. È l'unica soluzione. Aia, che brutta cosa, so, mamma so. mia, che brutta Però- cosa. Allora, altre 3 monete. Grazie. Scheda ce l'abbiamo, chiavi ce le abbiamo. Quindi mo per il malus della stanza, una delle 3 stanze non vediamo che cos'è. Sei guarda, gioco sei di una cattiveria in alcuni momenti. Vergognati. Ti devi vergognare. Allora, posso dire, lo zio? Mettila prima. Non centrare. E facciamo il giro dall'altro lato. Che la fornace un vicolo c'è. Noi qua non è in automatico ce la No, fa. non è giusto. No. No, sono entrato No, io no. forse muovendomi un pochino. No, però. No, però ho fatto solo così, Se non te li toglie in penso. automatico è una stronzata. questa. Aspetta, però effetto d'attivazione della stanza ci può stare. Non ci sto. Io non ci sto. Vabbè. Vergognati, Giorgio. Non so. Già, ma il gioco sta iniziando a fare il cattivo. Sta iniziando a fare il cattivo. Alto, sta stanza. Sì, perché comunque è una stanza più rara. Per bedroom. Vai. Però non l'attraversiamo ancora. Andiamo un attimo di qua. Vergogna di gioco. No.
Sei, guarda. Guarda, Gio, guarda. Guarda, sei proprio... Allora, quindi 10 passi a questo punto. E ti devo dire. Vabbè, Comunque abbiamo preso il bonus e abbiamo preso cose alla Sì. fine, va bene, va bene. Mo, se ci vuole Vabbè. fare un regalo ci fa uscire un'altra volta, però non abbiamo la chiave comunque. Allora, Giamma, mo iniziamo a vedere di qua che cosa esce, che mo ci... Mo noi abbiamo le gemme, secondo te ci uscirà? No. No, ok, vabbè. No. Zampa di coniglio, ok. Buono. Questo col metal va bene. Se uscire invece. Ma sì. Abbiamo anche collegato per la Allora. prima volta. Facci vedere la porta. Aspetta, statua, aspetta. È la prima volta che riusciamo ad arrivare a questo punto qua. Toccata. Toccata. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ok, mo, Ce l'abbiamo con fatta. calma. Allora analizziamo la zona così. Come Allora, si va? intanto penso si possa entrare qui perché c'è qualcosa. Come però? C'è un... C'è qualcosa che C'è non- una cosa da qualche parte dove poter... Forse se c'è la palla puoi scavare da fuori, così. Ah, aspetta. Ho premuto qualcosa qui, Gianmarco. Ecco qua, Gianmarco. Aspetta. Gianmarco, sbrodel, altri 2 soldini. 7 monete. 7 monete al giorno. Ragazzi, Faccelo, siamo ricchi. cazzo. Allora, Che cos'è? c'è un foglio. Ok. E sono giustificati gli oggetti in gioco per l'utilizzo che ne fanno a livello di gameplay, per quello che sono a livello di trama. Sì, Cioè fila perfettamente però tutto. forse niente giardino segreto allora? Mm, Mi sembrava papabile. almeno che qui non c'è qualcosa da scavare obbligatorio e qui trovi una cosa grossa. Però intanto già qui c'era... No, abbiamo preso un altro oggetto. Mo io da perfetto idiota io mi controllerei tutte le basi per vedere se c'è altro che si può premere, perché non vorrei che c'è Enigma 1 ed Enigma 2. No. Vediamo pure quelli in atto per sicurezza. No, vabbè. Ok, comunque abbiamo ottenuto un potenziamento per il futuro. Allora. Se ci esce qualcosa... beh, Ci abbiamo l'altro lato comunque. anzi, piano archiviato. Già, ma forse possiamo entrare nell'anticamera. Aspetta, Gianmarco. Ci abbiamo 2 chiavi. Se per caso col metal detector noi riusciamo a capire qual è, si apre la porta questa qua. Ci servono due, Gianmarco. Però magari a destra. Spuntati qua. Allora, aspetta, Gianmarco. Ragazzi, fermi tutti. Hai fatto Fermi panico, tutti. sta malata parte. No, Gianmarco, fermati. Che vuoi? Dalla stanza qui Sì. c'è la leva che apre l'ingresso a destra. Noi una volta aperto qui entriamo nel cloister. Questa qua c'era quella per destra. Sì. E Ok. abbiamo trovato nella serra quella rotta che apriva verso sud. Ce ne stiamo andando ancora che abbiamo trovato. Però lo la dice, se noi coppa. mo mettiamo qua e mettiamo qua No, e la questo è coppa non può aperto. essere. Aspetta, Gianma, guarda. Allora, Vai. abbiamo anche il metal detector, quindi non ci troviamo neanche qua senza sapere. Sei qua dietro. Ma Sei scusa, qua è il lato giusto? Sei qua dietro. Eh? No, figlio di C'è un'altra bottana. porta però. Nella stanza. E questa qua Dove si va giù però. Ah. possiamo fare. Ah, è una stanza in più che possiamo Però fare. c'è il Gianma. breaker box, così. E questo ci potrebbe aiutare per cosa? Tu metti il breaker box. Anche che è l'unica cosa utile al momento. Sì, sono piccole stanze che puoi mettere in più. Noi qua quello che potremmo fare è questo. La ragione. E questo per la stanza dall'altro lato. Metti pure il ginnasio off. Tutto off pure sta. Cazzo, questo lo dovevamo fare prima, così non ci toglieva metà dei punti. Ma non ci doveva uscire prima. No, vabbè, non ci avevo pensato nell'ottica se dobbiamo per forza trovare quella là. Allora, già, ma dobbiamo capire qual è. C'è un oggetto? Sì.
O è quello nella stanza che ci serve a noi? Buono calamberro. Ma è il lato giusto, così. Allora, già, ma qua non è... Che vedi, non fa manco mezzo bip e No. si stacca del tutto. Qua non fa niente, qua non fa niente, qua non fa niente. Qua non si attiva. Allora è questa qua. Va bene. Questa qua. Ma abbiamo anche una special key ancora. Sì. Allora. Di te. Le monete qua. Si apre quella a destra. Allora, ragazzi, apriti, apriti, apriti. Allora. Momento. Con calma e tranquillità. Con nonchalance, Gianmarco. Ismo. Noi andiamo qua. Giustamente lui ha la mamma che... vedi? Quindi noi dobbiamo usare per forza questa. Come so collegare un po'? Guarda, gioco, sei proprio di una cattiveria sono insulsa. Dobbiamo provare di così. Una chance, vero? Così, non mi viene da perderlo, frate. Ah, mai. Che tu sia maledetto, ma ti vogliamo tanto bene, Blueprints. C'è qualcos'altro. Ma da una chiave. Le chiavi dell'auto? Ma ok, Sì, ma ok. un po' di passi, veramente, ce lo facciamo, però. Poi andare verso giù. Possiamo provare, l'unica cosa... Poi... Non siamo mai arrivati così vicini, mai. Mai. Volta. C'era già, ma l'hai sentita la porta? Mannaggia la miseria. Sto gioco mi stai iniziando a stare sui coglioni. Fa allora. Possiamo aprire di qua però. Ma lo può fare. Non forza più. Quello. Allora. Abuso. Tu mo esci, vabbè. Così, girati dietro. È cambiata la lettera. L. L'altra lettera I. Ma non abbiamo... Aspetta, c'è la password nel computer nel bunker che richiedeva delle lettere. IL. IL non è che ci sia di tanto aiuto. Anche un'altra, ma... Allora, qui possiamo creare qualcosa. Compasso e battery pack. Devo fare metal detector e compasso. No, non userà il tutto. Con la keycard cosa possiamo fare? Niente. Oggi fai compasso e battery pack. Elettromagnete. Che cosa fai tu mo? Ti prego, puoi teletrasportarci alla stanza finale. Che cosa fai tu? Là. Ok. Lo gira, raccoglie tutti in automatico. Vabbè. Ma sei bellissimo, sei. Più comodo prima. Ci servivi all'inizio, però sei bello anche così. Abbiamo le altre due stanze sotto. Ok, una è con la scheda, quindi va bene. Di qua, ma che te lo dico a fare? Allora. Dai, raccogli tutto. Abbiamo preso una stella. Ah, per l'esperimento. Ok. Non c'era niente però. C'è un cazzo di niente da nessuna parte. Ok. Questo. Non possiamo. Fermo cosa? Che è successo? Cosa hai visto? Cosa hai pensato? Vabbè, una gemma ci può far fare la differenza. In questa stanza c'è una cassaforte. Il boudoir? Un boudoir? No, qui no. Sì. Aspetta. Come cacchio l'hai vista, Papa? Ma noi non abbiamo mai visto sta cassaforte, scusami. Perché se non ho problemi, come cazzo era vista?
Allora, noi abbiamo un codice salvato. Wow, papà, complimenti per la vista. Ma ci siamo passati un paio di volte, ma non l'abbiamo mai vista. Questo rimette in discussione tutto quello che abbiamo visto nel gioco. Quante cazzo di cose non... Papa, madonna, Anche ce l'hai ci hai ucciso con questa cosa con la adesso. coda dell'occhio, complimenti. Minchia, grazie Era mille. 4952, 42 45292, se non mi sbaglio. sì. Non si dove hai visto la foto. No, c'è Gianmarco. Io Gianmarco. ci ho affidato un Gianmarco conto c'è. Gianmarco c'è, ecco qua. 45292. proviamo qua. 4 5 2 9 2 enter. Quindi già ma alle cose che abbiamo aggiungi cassaforte più 1. Meglio morire. A questo punto l'unica cosa è allora di là e non possiamo andare perché poi possiamo provare soltanto ad andarcene di qua, ma penso che finiamo i giorni. Come corridoio. Il problema, papà, è che abbiamo Non so finito le se ci risorse. arrivo. Ma tu non morire penso sia record mondiale, no Regan? Purtroppo non è nessun record Allora, mondiale. ci voglio provare fino alla fine, che abbiamo 80... Ieri abbiamo trovato, noi abbiamo sempre dei problemi con i soldi. Abbiamo sbloccato per la prima volta, c'è la libreria che ti vende dei libri. Nei libri abbiamo scoperto che ci sono degli indizi. Ci sono un libro da 50 e due da 40 da comprare. Quindi fai una run, arriva a quei soldi e poi trova... 2,50 a 2 da 50. Vabbè, già Marco. Fermo, che hai visto, papà? Papà, aspetta. Non usci, non di mo'. Abbiamo 2 punti. Uno, due, no. Ah, no, aspetta. Le chiavi della macchina non è un problema perché Abbiamo poi l'altro. c'era un dischetto dentro. Sì. Il grosso l'avevamo fatto. E già l'abbiamo fatto una volta. Però riproviamo, vediamo se ci fa esaminare la stanza almeno. Ok, più di qua non possiamo andare. Finito. Però alla fine si apriva l'auto e c'era un indizio per poter sbloccare almeno la prima volta, perché almeno gli indizi grossi nelle stanze queste qua particolari vanno fatti. Abbiamo buttato la monetina nella fontana. Sì. Allora, grande villone. No, non ti preoccupare, papà, guarda che partita. No, vai tranquillo, vai tranquillo. Questo è stato un partitone proprio. Questa è stata la miglior partita che ci è uscita finora. Eravamo vicini. Se sto gioco non fosse una merda. Vabbè, già ma ce la stiamo facendo. Già, ma quello la combinazione ottimale sarebbe a culo. Leva, la leva rotta. Serra a sinistra. Fortuna nei blocchi iniziali che esce il tunnel. Sì. Ti scavi una rotta fino a là, è fatto. Il problema sta proprio staccato il cuscinetto dietro. Il problema è far coincidere tutte queste fortune, che non è un attimo una cosa assai facile. Allora, la paghetta così. altro giorno, questa è pagona. Mamma mia. Questa è pagona. Noi siamo partiti all'inizio che avevamo una moneta. Trovando e risolvendo altri enigmi opzionali nelle varie stanze abbiamo sbloccato l'aumento dei soldi, quindi meno male il negozio c'ha un pochettino più di senso per noi. Dal garage si sblocca una strada che ci porta ad attraversare questo fiumicello qui. Abbiamo sbloccato come potenziamento fisso tutti i giorni la possibilità di avere un'altra stanza speciale qui fuori. E questo ci siamo arrivati dopo ore e ore di gioco. Allora, trading post, lo shelter o cacetta poverella? Io metterei il trading post così. Tu dici se c'è tutti gli Secondo oggetti? me prima o poi qua dentro esce qualcosa di importante così. Mettiamo il trading post. Allora, salve, non è che c'è un altro enigma? No, vabbè. Un po' pericolosa da prendere, va bene. Non abbiamo oggetti, anche perché non ci sono, a parte gli oggetti di lore, lettere, dipinti e quant'altro, non c'è qualcosa da premere in altri posti, quindi che ci faccia esaminare soltanto la dinamite. Allora,
iniziamo sempre da destra, da sinistra. Corridoio, camera da letto, parlo. No, Allora, non c'è niente di extra. Allora, una scatola dopo questo box contiene delle gemme. Può essere, papà, che quello è Lui non sa niente, non sono fatti suoi. Un box accanto a questo dice il falso. Questo è falso. Quindi vuol dire che c'era quello bianco. Togliere i passi fuori però è un'infamata, sono d'accordo, Regen, questo gioco è bastardo. Visto? Ok, a posto. Hai visto? 2 gemmine ce l'abbiamo. Il Jammox. Volendo. Anche perché ci dà un oggetto comunque. Sì, E adesso c'è una I. di nuovo. C'è sto battery pack che non abbiamo capito. Nella stanza del generatore serve. Qui non abbiamo giustamente niente per poter fare. Allora, a sto punto, di qua. Io vorrei sapere, tu che hai pensato questo gioco, ma perché ci hai voluto del male Perché a non noi? muori? Perché noi ti vogliamo bene e ti vorremmo bene da qui all'eternità, ma perché ci hai fatto sto male fisico? La cappella ci passi sì e no 2 volte, ma non ci passerai più. Meno che non esce qualcosa di più. Vabbè, tanto ci dovremmo aprire la stanza dall'altro lato, comunque. Lì sopra non c'è niente. Allora, ci facciamo prima giù, possibilmente con 2 possibilità. Senti, metti bella veranda, con martello incluso nel Apertura prezzo, classe gratis. e questo ci piace. Facciamo un martello elettrico col battery pack. Non penso. Boh, forse item il closet? Ma sì. A me quella non sembra una I ma un 1 romano. Ok. Il problema è a che cosa servono quelle cose, non l'abbiamo capito ancora. Noi abbiamo degli indizi. C'è su varie lavagne tutta la struttura della villa con dei numeri e con delle cose all'interno, ma non stiamo riuscendo ancora a capire come collegare il tutto. E lei sarebbe 50. Ci stavo pensando, però ci manca allora solo un'altra cosa. Su 4 cifre di solito. Dobbiamo vedere. Buona In una intuizione, delle buone delle Questa stanze lo nuove vedo, che sì. troviamo. Questa esce sempre solo qua. E mo comunque con la bussola E mo esce il garage sopra. comunque riusciamo ad andare sempre verso l'alto. Ah, figlio di buona madre. Non convieni. No, sì. Ci serve prima mettere l'altra a sto punto. Guarda, la consumo una gemma. Facciamo una pozioncina. Allora, facciamo un piccolo esperimento. Allora, vediamo un po' che possiamo fare oggi. Allora, noi ci potremmo giocare in mancanza di passi una combo con 7 passi a 40. Che vuol dire 7 passi a 40? Il numero dei nostri passi torna a 40. A Quello no, qualunque capito, numero no, siamo. 7 passi a 40, che vuol dire? 7, dove deviate 7? Setta. Ah, Setta i passi a Ah. 40. Io farei con le bedroom a questo punto. Dopo la seconda, ogni volta di 7 passi a 40. Una cesta all'ingresso, no? Perché dovremmo No. fare avanti e indietro ogni volta. Quindi facciamo così e così. Questo è abbastanza forte. Ok. Grazie. Allora, Questo è ci falso. stiamo provando. Tu un giorno capiremo come ti potremo fare. La boiler room prima o poi uscirà. Allora, Sì.
Puoi anche mettere la bedroom se vuoi, però è la prima nel caso può tornare utile. No, saliamo di Vai. rango. Che così a questo punto escono stanze più grosse, magari. Dai. Sali nel rank e si mettono nella pool e poi le puoi comunque mettere. Sì, sì. Chiave. Beh, ok. Ok, ci lasciamo la stanza lì tranquillamente. Allora. Per forza. Rampus Room. Lozzi, questa la dobbiamo mettere, la stanza con il mago E fattucchiero. butta Ind. Ma aspetta, aspetta. Oh. Ecco qua, eccoti qua. Ci dici altro? Dici di sì, per piacere. Tanti soldi. C'è qualche oggetto, qualche altra cosa? Allora, io ho paura di te. Che tu fai partire le cazzi. Ecco, vabbè, siamo fottuti. Già Marco, è finita. And, as it was foretold, I am awakened at the sound of a dropping coin. You find yourself face to face with the great Alzara. And I suspect you wish me to look into your future. The Wait a minute. image is becoming clear. I see the darkened cloud Akinator, sì, però questo non familiar to us both, vuol dire. now decrepit È la È il villa... futuro. Sì. and in disrepair. I see 8 red envelopes resting upon 8 pedestals. Cos'è questa roba? And in these 8 envelopes, I see 8 letters penned by 8 different hands. Ok. 8 letters of which you will only ever find and read 7. No. Just like the art hanging on the walls of these rooms, there is a letter missing. What you have heard here has been foreseen. Dietro uno di quei quadri c'è la lettera. Alzara. Quindi dobbiamo controllare tutti i quadri che ci sono in giro. Già Marco. I will have nothing more. Tanto noi avevamo solo 84 cose da fare. La numero 85 non gliela metti, scusami. Mi arrendo. Vabbè. Questo gioco ha Vabbè. vinto. Quindi dobbiamo esaminare un attimino tutti i quadri e vedere se c'è qualcosa. No, ma io non sono all'altezza. Ah, lui c'ha una bella atmosfera creepy al punto giusto comunque. Che cos'è? 149. 149. E c'ha quindi da dobbiamo Showboat. rimettere il volt di nuovo. Oddio santissimo. Servono 3 gemme, non si può mai nel gioco di non fa niente. Di solito i pesci appesi parlano. Vediamo un attimo. Metti il dente. No? Vedi un po' il pesce al Allora. muro, ma Reagan, magari parla. No, non parla. Sei un Reagan. pesce che non parla. Tu È muto come un pesce. No? no, hai detto qualcosa? No, non ho sentito. Va bene. Ah, ok. Scusate. È il mio compleanno. No, va bene, quello non lo mettiamo in dubbio. Già, Hai ma... risata anche No, commentata. Io ti tirare pugno in bocca, mid-cender. Allora, questa non l'abbiamo mai messa. Però ci fa trovare. Si può mettere? Là. Questa è la stanza del super oggetto fatato e misterioso. Gianmarco. Ma dove le prendiamo queste gemme, frate? Questa si trova sempre qua, porca la miseria. Allora, iniziamo a fare così che questa non l'abbiamo mai messa.
Sedia dipendenti dell'Amazon Inc. Buona sedia quello. Buona sedia a lei quello. Così vai, mi dice, senza paura. Mi si dà bello altra gente. Bravo quello, è educatissimo. Allora, Controlla bene, dai. ma questa la mettemmo l'altra volta. Vabbè, comunque possiamo girare a destra. Sì, l'avevamo Ok. trovata. Sì, che è il quadro che già abbiamo visto. Allora, Gianmarco. Sì. Abbiamo ancora qua, però. Non abbiamo qua, Gianmarco. Devo tornare tutto indietro adesso, quindi molto probabilmente se scendiamo troppo e mettiamo una bedroom, torniamo subito a 40 e abbiamo tutta Ragazzi, ci l'energia di nuovo. sono tanti motivi per i quali io non posso avere un microfono dove mi si sente sempre, perché sennò questo canale sarebbe già chiuso. Già da un po'. Allora, Sì. sì, ci sono ancora gli ultimi minuti per No, è finito dire ormai. qualcosa. Già è Mezzanotte finito? e 9, sì, è finito. Vabbè, però per quello, dai. No, quello conta sempre se mi vuole fare gli auguri. Allora, da quest'altro lato, facciamo così con una gemma. Noi abbiamo il martello. Ok, il metal detector almeno, però per la stanza della maid dovremmo trovare meno oggetti, ma non penso. In tutte le live. La cosa di ieri sera in tutte le live. No, quello non farci messaggi in codice che già il gioco ci sta disturbando proprio nell'intimo. Che non c'è Chilli. Allora, qui si prenderebbe una chiave. Ah, è vero, quello me l'aveva fatti ieri se non mi sbaglio. Questo ci farebbe tornare a 40 a sto punto, ma non ci conviene usarla. Allora, facciamo così. Solo non ritorniamo fino e sopra. Allora, facciamo così. Non è che questi sono esaminabili in qualche modo? Niente? Era una bella idea. Niente? Ma ti hanno detto proprio Assolutamente brodalo. no. Tu ti devi fare in culo. Allora, di là non ci possiamo andare per ovvi motivi tecnici. A questo punto proviamo a fare. Possiamo fare due fusioni? Sledgehammer e qualcosa? Martello superpotenziato. Vai. Ci farebbe fare. Oh no, Gianmarco, un'altra È una cosa. fusione a 3 questa. Servono 3 oggetti, martello, batteria e un'altra cosa. Mi dispiace, amico, non lo so. Ci vorrei aiutare, ma io non lo so. Ma perché con questo gioco facciamo 8 passi avanti e lui Oggi dove stai andando tu mo? sto tornando indietro per esplorare le stanze vuoi qua e fare vedere gli di fare altri? qualcosa. Ok. Fai una cosa, la risolvi e ne Vabbè, escono una altre volta, 10. fanno un'altra volta. Mannaggia la miseria. Allora, Un po' sprecato qua. Questo è perso qua. no, la si mette allora questo che qua a c'è questo il punto. martello pure. Dacci delle chiavi, pezzo di merda. Vabbè, Va bene, va bene. arrivano prima Va con bene. l'attico. Sei stato un farabutto il gioco. Al biliardo room, così. Almeno possono uscire le chiavi. No, almeno possono uscire le chiavi, già. Sì, quello prima abbiamo avuto un raid, tra l'altro. Siamo stati raidati. Meno male che abbiamo riconosciuto un attimino il suono. No, poi dopo una sta chat è esplosa. Allora, 13. No, scusami, 4 e 13. Per questo non mi stavo un attimino trovando manco io. Allora, 8, 1. Poi allora facciamo Vai, quello non ti preoccupare, tanto noi da sto gioco non usciamo No. per un altro po'. allora era
Mi sono cagato addosso. Nella stanza Pallor ho visto qualcosa muoversi sulla finestra, poi ho visto che sono gli alberi che si muovono. 9. 9. Oh, t'ho detto, c'era solo sta cosa del mago prima che era un attimino più cupa, però nonostante il gioco ci abbia detto all'inizio proprio una delle prime regole, non restare sveglio dopo la mezzanotte perché succedono cose brutte, non ci ha mai fatto fare nessuna parte o sezione un attimino più horror. Difatti la prima volta che abbiamo parlato col mago ci siamo un attimino rimasti perché un pochettino particolare come cosa. Sì. Uh, 36. Non c'è 36, quindi Lo so. la risposta non è Un valida. attimo in difficoltà. Allora, un momento. Sono i petardoni onioni di cui al momento non sono in possesso. Ah, ok, la ringrazio per la chiarezza, dottor Quello. Grazie mille, gentilissimo come sempre. Aspetta, appena torni ti devo raccontare una cosa a quello. Magari moltiplicazioni. Ah, comunque, vuoi una calcolatrice? No, è un casino Ok. uguale. Allora. 20? No, aspetta, fermati. Facendo calcoli. Allora, 20. 20. Tu mi riconfermi 20? Io vado su 20. Lei sta fermo. Vado su 20. E non è Perché vero. mi hai redettato? Ci siamo tolti un problema. E mo mi sono dimenticato tutto, che sei un coglione. Esercizio per la mente. Ma perché? Allora. Uno. 4, 13. Uno questo, in realtà. Forse 1, 3 dopo. Prenditi tutto il tempo. 9. Tanto questa è una cosa che abbiamo già fatto. Allora. Dobbiamo solo sperare che escono delle chiavi qua dietro. Caricamento in corso. Dodici. 12. 12? 12. 12? 12. Non era 12, già Non mai. era 12. Allora, 4. Non ci sto facendo caso neanche io, che è una sezione un attimino più rilassante per me, quindi faccio fare a voi. Non come pigli. 1. 1, Poi c'era 9. 9. Ok, prego. Almeno non è con i quadrati, quindi. A te che sto 20 mi destabilizza. Allora, verde più, giallo e meno, rosa e per, viola e diviso. Non è troppo grosso. Sì. 1. 1 Proprio 1. non è un. 9. Ok, grazie Papa. Sono allora. Nel frattempo, quello io oggi ho raccontato a mia nipote di 5 anni che interagivo con te su Twitch, lei sa cos'è Twitch, eccetera. Il tuo nickname l'ha fatta molto divertire. Quindi sappi che il tuo nickname ha reso felice una bambina oggi.
Ok. Allora, fa questo. Diviso questo. No, no, proprio quello. Gli ho raccontato a mia nipote che c'era un ragazzo che ci segue in live che si chiama quello e ha riso un bel po'. Aspetta, fermi un attimo, fermi un attimo. Allora. Buon gusto, sì. Poi dopo 5 minuti ha effettuato su di me la mossa a Pippo Baudo dandomi un cazzotto come sempre con calma e tranquillità come ci piace giocare a noi. Però era così divertita dal tuo nickname che ho detto appena possibile gliela devo dire sta cosa. Fortunatamente mi sono ricordato in tempo. 16. 16? Forse L'accendiamo? 16. Affare fatto. 16. Oh no, Gianmarco, un'altra volta proprio mo che non ci serviva. La chiave del giardino segreto. Ma il giardino segreto di tua sorella. Dove cazzo sta questo giardino segreto? Abbiamo una porta che non abbiamo la chiave, abbiamo una chiave che non abbiamo una porta, ma non potevamo morire. trovare la chiave per la porta che già abbiamo. No, voglio morire. Sciala miseria. Sto gioco non lo sopporto più. Lo odio. Noi non abbiamo tanta fortuna su ste cose, quindi ci abbiamo pure un pochettino di malus. Anzi, caccia una bedroom, No, aspetta, scendi un altro po', Gianma, consumiamoli un altro po'. Questa è comunque una bedroom. Mo' Vediamo. dalla prossima dovrebbe uscire qualcosa. Mo' se la mettiamo adesso, Si risetta a 40. a sto punto sì. C'è la chiave dietro, così. Chiave dell'auto. Adesso vediamo. Ok. C'è qualcosa qui di buono e gustoso. Ok, va bene. Andiamo all'anticamera, ci potremmo arrivare da sopra, però a Marapi e Porto. Allora, oggi dining room e ci si abbuffa di mangiare e Dai. possiamo andare. No, Ah. che poi è l'unica scelta che abbiamo alla fine per andare a nord. Sì. Ah, questo era il camerino. Dining room. Salve. Ah, perché ha raggiunto la zona 8 e quindi è pronto a tavola. Poi del room non ce l'abbiamo. La vogliamo, ma non c'è. Non Mi c'è sono divertito ancora. qualcosa. Ragazzi, quei cacchio di calcoli da sopra sono un ingrippo ogni Allora, volta. ok, comunque abbiamo recuperato l'energia e siamo Sì, pieni sì. di risorse, quindi ci siamo un attimino ripresi. No. Così. Locksmith però con 19 monete. Poi ce ne torniamo tutto sopra. 19 Anche se- monete e ce ne compriamo tutte chiavi. Aspetta, aspetta, c'era il lockpicks a 10. Però dipende se funziona quello. Non è Se una ci compriamo sicurezza. pure qualche chiave, Allora, ragioniamo un secondo. io direi La apriamoci un security altro, ci fa invece di andare chiudere, avanti. aspetta, Dici. ascolta il ragionamento mio. Dimmi tu che fai. Se noi mettiamo questo e facciamo così, hai ragione, noi potremmo provare comunque ad andarcene di qua e cercare di farci tutti i quadrati qua Sì. dentro. Quindi effettivamente no, che stavo pensando avere poi tutta sta zona da non fare è un peccato. Però a sto punto approfittiamo adesso. Vai. Salve. Allora, il mastro di chiavi. Ci dai una di queste per 3 cazzo di monete. Vabbè, ne prendiamo 2. Vabbè. No, ne prendiamo una. Uno. Vabbè. Grazie mille. È un po' caro con i prezzi, dovrebbe scendere un pochino. Allora, a sto punto di qua andiamo bene. Tanto abbiamo recuperato i passi e quant'altro. Vogliamo provare a scambiare qualche oggetto prima che vai avanti? Alla trade room fuori. Un po' di roba. Allora, Magari la pool cambia. ok, solo una al giorno. Sono convinto che se svuotiamo dalla sala della pompa la fontana recuperiamo tutti i soldi che stiamo mettendo qua dentro. Vabbè, ne facciamo fa puliare là. Allora, tu qui ci puoi scambiare gli oggetti. Allora, facciamo un giro. Battery pack per il sale. Però poi questo lo possiamo riscambiare. Sì, noi li possiamo riscambiare. Ok, si fa solo questo. Voi qua. fate solo questi. Il martello per 2 assolutamente no. No, questo dava gli sconti nel negozio. Però aspetta, lo possiamo riprendere. Aspetta. Sotto. Valente.
No, quello là non si può più riprendere. Il compasso non si può più riprendere, la bussola. Va bene. La Volt chi si può scambiare? No, questa no, il cazzo, magari ci esce. 370 l'abbiamo avuto prima. Lo zio, allora, aspetta. 370 è quella... No, era No. 231. 230. 2... Non era nella serie dei 370. 200. No. E allora vai. Si dà, sì. Questo è lo stesso giro dell'altra volta, così. Alfa pass. Alfa. E qua ci incula. Allora, No, ci va già in stanza giardino segreto, io ti spacco i denti. abbiamo già una chiave di un volto. Se abbiamo anche le gemme, 3 chiavi, abbiamo un sacco di stanze da esplorare. Noi il metal detector, quello ci fa trovare oggetti in più nelle stanze a volte. È abbastanza OP. Vai. E scusa, vedi dopo che ti dava? Io già stavo partendo in missione. Ho notato. Ah, sotto. Zampa di Morra là, coniglio. che cosa è sotto? Ah, aspetta. Borsellino. Libro coupon. Magnifying glass. Chiave, no. Tu stai bene qua. Allora, Forse il magnifying glass per una chiave, ma è più utile una chiave qua che la lente. così abbiamo ancora la dark room e non l'abbiamo messa e c'è quel codice che dobbiamo vedere. Quello forse è un codice importante e non l'abbiamo ancora trovato. No, generalmente no, ma qua ci proviamo, abbiamo fatto un po' di scambi per vedere come andava. È tutto dritto. No, non è vero. Diritto, destra, no, sopra, no, sinistra. aspetta, l'opposto, sinistra, sopra, destra e si va sopra di là. La stessa cosa in realtà. È aperto pure dall'altro lato, no, già ma di qua è Tu chiuso. dall'entrance, sopra, destra, sopra, sinistra. Ah, non l'avevo visto di là, mi confondo sempre con la porta. Tanto comunque è questa qua, di qua. E qua eccola qua. Il problema è farla dopo. A sto punto questo. Per forza, così. Allora, tu 4 cosa vendi? Gemma Shower, questa sarebbe buona, ma tu c'hai la sorella. Basta. Va bene. Ricordiamoci che c'è in vendita un disco qui. Anche gli upgrade disc, sì. Ricordiamoci sta cosa. È la boudoir. Così, breaker box però ci serve. Che dobbiamo Però accendere... Giamma, ci chiudiamo completamente. Ah, dovremmo tornare al den e rifarci da qua. Fare delle strade là. E allora vai col boudoir. Noi vediamo un attimo pure. Ma dobbiamo ricercare comunque gli oggetti e le cose perché ci ha rimesso l'energia a 40. Abbiamo perso qua. In questo caso sì, abbiamo perso e che questa la fa abbiamo valere. Un bel po' di passi. Però abbiamo le altre bedroom. C'è pensata. Un boudoir e una bedroom. Acquario a sto punto. Forza. Abbiamo 2 possibilità e dobbiamo pure provare a svuotare l'acquario. Giusto, conta anche come bedroom. Lo capisco un po'? Tua madre. Allora, in questo caso sì. Allora, tu... Aspetta, si deve prima mettere, poi si doveva disattivare, che tu quando la apri le luci sono accese, poi si spengono e poi dobbiamo tornare qua. Il caso contrario è quella del Gymnasium, così non ci toglie metà dell'energia. Può tornare uno. Ok. Dobbiamo ancora capire gli altri 2 sopra a cosa servono. Prima o poi ce la faremo. Abbiamo ritrovato il compasso. Grande. Che punta sempre verso il nord, quindi sta cosa è buona. Est wing goal. Ok. Un'altra stanza. Oggetti e varie, non c'è assolutamente niente.
Dove tocca? Aperto normale. Questa è sprecata qua, così. A questo punto. Sì. Non c'entra manco così. Ma non è che c'è qualche oggetto, Eh. qualcosa? Cioè, ma a questo punto... Dici tu. Sì, No, esaminiamo, tanto non c'entriamo mai qua. Metti che si è sbloccato un aggiornamento, un qualcosa. codice. HSS, non penso. No. I quadri, io provo a premere dietro a tutti. Nella vasca da bagno non c'è niente. Sai, non è Attenzione. possibile che non fa mai niente. C'è qualche puzza che non cosa là. Ho capito un po'. No, non è andata. Qua la libreria così. Ci dovrebbe arrivare l'altro libro? No, ma dobbiamo ordinare. Che cacchio avevamo comprato l'altra volta? Mi pare quello là. Strategia. G4. Perché c'erano 4 e 5 in vendita. Sì. Allora, vediamo qua, magari c'è qualche... Oh, buonanotte Reagan. Regan, Ciao buonanotte. bello. Mi pare era questo. Facciamo questo qua. Ok. Chiavi dell'auto un'altra volta, va bene. Buonanotte e fai il bravo, mi raccomando. Io guardo dietro tutti i quadri, perché a sto punto di fare pure un passaggio sopra, visto che è da tempo che non ci andiamo. Diamo un'occhiata un pochettino, così tanto per... Niente di qua, niente di qua. Ma tutte le librerie hanno sempre un libro con un passaggio segreto. Questo non ce l'ha sta libreria. Forse sì, forse no. And trois daradi comme si comme ça. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Qua niente ancora. Niente ancora. Vabbè, così, giusto per... Ok, ci piace molto l'essere in... No, niente. Niente. Lanciali giù. No, e non si lancia Non giù. si lancia giù. Vabbè. Non si lancia giù. Peccato. Allora, scendiamo giù. Qua. Oh, grazie mille. Eccolo qua. Grande. Ti devo pure mettere forse per non avere problemi, perché qua ci mette le gemme a 2 e ne sprechiamo 2, quindi non perderemo niente, ma voglio tenere le gemme. Allora metti gli archivi così. Mettiamo gli archivi, ci abbiamo 2 porte per una stanza, poi ce l'abbiamo nascosta. Io credo nel potere dei libri. Vabbè. Salve, Madre. questa è una prima edizione addirittura. Un nuovo indizio, questo è il libro che abbiamo trovato su un foglio di giornale, era l'ultimo libro che aveva scritto prima di sparire, quindi poi si chiama Indizio. Ci poteva uscire prima che avevamo tutti quei soldi? No. Tu cazzo. Va, Gianmarco, tranquillo. Sì, tu. Però il tunnel con le chiavi. Però le chiavi abbiamo la possibilità un attimino di o aprirla e mettere una stanza o passarla. No, le altre sono 2 vicoli ciechi. C'è stato manco bisogno della chiave. Questo. Guardate qua mentre andava in giro e non fanno un cacchio. Al momento ancora niente. Ma è apparso Christian. Oi, Christian! Buonasera, ma quando si apre? Ma si è apparso mo? È scritto adesso. Spero. Sì. Sera. Bonsoir. Corona. Tessera noi non ce l'abbiamo, la keycard. Non ce l'abbiamo. Fotogazzato? Grazie che sei passato, Green. Buonanotte. Allora ci vediamo venerdì. Ci sei? Se poi vuoi saltare Alan Wake, tu basta che ce lo dici, Noi siamo a tua disposizione. Dici, non lo voglio. Una stanza nuova, già ma un'altra volta che mo sta Music Room, mo. Una chiave, che significa mo? Una maggiore, una minore?
Grazie Christian. Che cos'è? Finito il mio compleanno, Christian, però va bene. Aspetterai 6 mesi. Lo zio devi mettere forza. Aspettare 6 mesi per Alan Wake. Per forza. La stanza col pianoforte che avevo L'avevi visto. visto, Ok, sì. però c'è uscita la tessera. Quello che ci serviva. Non No, mi mettere avevano messo l'enigma. 5 mesi. Vabbè, Vabbè, dai, siamo gentili. You seek the major of the sheets are missing from the 4 key you hold. Magari key you hold the rest. Aspetta, ho sbagliato molto. Ok. Se poi volete fare 4 facciamo 3 e non ne parliamo più. 3 Affare fatto. 3 e basta. Però non mesi anni. Ah, Ok, venerdì ci affare fatto. sono, perfetto. Ok, Perfetto. a posto per venerdì allora. Among the World. Questo è lo stesso che abbiamo già trovato comunque. Giamma, aspetta. Dimmi. Sì, è quello che già abbiamo trovato e che dobbiamo trovare tutti gli spartiti in Fermano giri per tutti. la casa. Eh, Allora, Giamma, prendi l'elenco, aggiungiamo pure questa cosa alle cose da fare. non ne posso più. C'è una chiave. Non ho capito l'ingresso che dice una maggiore, una minore. Caccia la lettera rossa. Caccia la lettera Buonanotte rossa. Christian e grazie ancora, bello. Buonanotte, Gri. No, c'è Fa un cazzo. Aspetta. Tenute d'inverso. È una spirale. Vabbè. First word sono la quarta cos'era? Aspetta, metti un attimo così. Ok, 35 ci siamo. Abbiamo trovato tutte le pagine in giro. Sì, comunque ci mancano dei pezzi. Dobbiamo trovare le altre pagine in giro. Ok, va bene. Dove possiamo andare? Così? Mo possiamo andare. Aspetta. Di qua C'è perché la abbiamo chiave. la scheda. Quindi possiamo entrare di qua. Così, ginnasio. È l'altra entrata. C'è da scina leva, lo zio. Oggi ci basta una leva, frate. Serve la multistanza con l'ingresso. Aspetta. Allora. Aspetta, non l'abbiamo mai toccata da questo lato. Tocca. Ah, sì, ci siamo arrivati. Allora. Giustamente non abbiamo perso energia perché le luci sospente, quindi non c'è palestra. Sei un filibustiere. Però poi dove continuiamo, lo zio? Ma dobbiamo rifarci tutta la strada. No, non ce la faccio. Però aspetta. È una bedroom e ci dà 10 punti alla fine. Noi non abbiamo nessun punto intermedio dove agganciarne altre. Ma oggi stiamo facendo un cruccio inutile, non ti una gemmo, frate. Va bene, il problema si è risolto da solo. Ma refuso. Allora, Finita molto prima del previsto. no Gianmarco. È una chiave. No Gianmarco. Ci manda vai. Heroes Never Die. Allora, possiamo fare l'ultima cosa anche perché siamo in orario di chiusura. Sì, Grande corsa all'indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Possiamo aprire qua. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vabbè, ce la facciamo. Ok, allora. Cerca di Ok, andare, abbiamo un non percorso. sbagliare, No, carico la mappa ogni stanza e vediamo dove andare. Allora. E di qua stiamo andando. Quindi qua dobbiamo semplicemente tunnel fino al seguire. bookshop. Tanto non ci sono altre strade. Poi si esce solo di qua. Si esce solo di qua. Di qua invece dobbiamo andare nell'acquario. Quindi di qua. Poi andiamo di qua. Andiamo di qua. Cartagena, no zio? Pure un altro.
Dici? No. Va bene. Cioè, vedi come esce la stanza. Noi non abbiamo... No, la shower poi l'abbiamo sostituito, non l'abbiamo presa proprio. No, non sta- l'abbiamo presa qua. Ora dobbiamo andare sempre diritto e poi a destra. Di qua, poi andiamo a destra. Questo voleva la chiave, però mi sa che no, di no sprecare. Non qua. No, no, ok, ok. Poi di qua, corridoio e stiamo andando bene. E mo' è come ci porta semplicemente alla strada. Ah, chi mi torna? Tacci tu. Allora. Va Quando bene, mai? va bene, va bene, va bene. Eccolo qua, Gianmarco. Cos'è mo questo? Gianmarco. Questa ci serviva per fare 10 passi in più del pasto pure. Però così Però abbiamo vabbè, è una moneta. stanza che non è mai uscita. Allora aspetta, Gianmarco, fammi vedere una cosa. Infatti non so se ce la facciamo a tornare indietro. Allora Gianmarco, aspetta. Cioè, abbiamo delle possibilità. 1. Ecco, ci andiamo a 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Abbiamo anche dei passi. Mo, allora. Aspetta, gioco. Vabbè, calmi tutti. Fermi. Allora. Il lockpick in teoria tipo le porte che non portano a niente ce le aveva aperte l'altra volta. Allora, noi proviamo a farlo. Facciamolo con tutte prima di usare la chiave. Perché una. No, è tu una volta. Ah no, aspetta, tanto comunque possiamo anche tornare indietro. Allora, questa qua ce l'ha aperta. Infatti. E questa è una stanzina in più, quindi noi possiamo sbloccare degli altri potenziamenti. No, è il collegamento con la stanza di sopra. Quindi abbiamo risparmiato pure virtualmente una chiave. Anche un'altra leva. Oggi io metterei l'osservatorio, frate. Se troviamo per culo la leva di qua. Una leva. No, allora sì, ma noi il meccanismo che apre la porta di sinistra non l'abbiamo mai neanche visto. Non sappiamo dov'è. E siccome dobbiamo comunque provare mal che vada, può essere che ci esce a stanza rusta. Dici che sta stesso qui dentro qua? Vabbè, ok, te la trasto. Magari. Puoi anche non entrare, che vuoi. Vabbè, a questo punto vediamo i bonus e magari quant'altro. chiavi. Dacci chiavi. 5 gemme, Buono. capo di cazzo. Buono. Non adesso, ma all'inizio Magari sarebbe ci stato esce con ottimo. un po'. Aspetta, chiamo pure questo. Ah, sì. Allora, Allora, immagino. allora, Gianmarco. Occhio a non sprecare troppi No, passi. io vado così. Tanto qua se ne sprecano. No, se Questo qui non si apre. esce. È perché quella era una stanza sopra. Mo qui possiamo muoverci tranquillamente. Rotolone. Questo non si apre. Questo non si apre. Questo non si apre. Questo si è aperto e non serviva un cazzo. Allora, ragazzi, è lo streamer che ve lo chiede, l'amico, il compare di avventure, chiamatemi come volete, chiamate Gianmarco come volete, il destino di questa live, di questa run è nelle vostre mani, quindi allora no, il piano è semplice. Noi se adesso troviamo qui dentro tra queste 4 porte quella giusta, dietro c'è la leva che ci apre il passaggio per entrare nella stanza dove stiamo cercando di entrare, nell'anticamera in alto. Facciamo una cosa, abbiamo una chiave soltanto, una chiave. Se indoviniamo la porta corretta abbiamo vinto. Allora, abbiamo vinto, mo non si sa perché magari entriamo là dentro e ci serve qualche altra cosa e sarà comunque un indizio per portare avanti il gioco in un certo modo. Non siamo mai riusciti ad entrarci finora, quindi facendo in questo semplice modo qui, questa a sinistra 1, 2, 3 e 4, dite un numero ragazzi. No, pressione, no. No, ragazzi, senza pressione. O vinciamo la run o la buttiamo. Papà Proprio dice 2. niente. Quindi
angolo a sinistra, dice Papa. Su, angolo a destra. Quello dice 3. Bastardo. Così. Danno tutti il numero diverso perché nessuno si vuole assumere questa responsabilità. Tu che numero dici? Allora, io posso dire che c'è una piccola possibilità di, se prendiamo una porta a destra, che ci esca il collegamento con la stanza in basso qui e possiamo avere fortuna di trovare qualche stanza con delle chiavi, quindi aprire pure le altre. Le possibilità ci sono, è molto a culo. Rimetti la mappa un attimo. Se qua a destra una di queste spunta dall'altro lato, Giamma. Ah, tra l'altro West Wing ci faceva uscire anche il garage, che in realtà è un cazzo sopra il West Wing, quindi è... Lo zio, ti dico... Vai Gianmarco. Vai, Giamma, però stiamo andando sempre più avanti. Vai. Vai. Senza timore. Ti dico la 3, pure io. Tu dici la 3, Sì, quella centrale. voglio trastare quello. Mi ispira. Mi sta ispirando pure a me quella centrale. Allora, io vado, Ragazzi, andiamo. Io sto andando. Ci riprovo, Grande, magari cambia idea. Allora, ok, almeno c'è uscita l'altra. Abbiamo un'altra aspetta. Qui non escono oggetti. Qui magari pusci qualcosa nel mezzo? Assolutamente no. C'è solo la buca nel mezzo e nella statua non possiamo fare niente. A questo punto mettiamo questo. Tra l'altro le porte sono tutte aperte. Quindi magari... No, non riusciamo a collegarci proprio all'altro lato. Allora. In teoria non vi chiedono chiavi. Lo sì, non l'abbiamo mai fatto. Non l'abbiamo mai fatto. La security ti fa prendere pure l'ultima. Sì. Lo sì, però te ne manca, dobbiamo recuperare una chiave, nello sì. Ne recuperare una chiave. C'è l'attico e la cantina vini che dobbiamo sbloccare, che non abbiamo mai preso. Va bene. E lo faremo. Beh. Finita la run. Chiavi speciali non ne abbiamo, Sotto niente. No, non possiamo fare più niente. Niente. No, Abbiamo fatto tantissimo. Va bene, ragazzi, cadiamo, ma cadiamo con È onore. andata così. Devono entrare comunque in combo troppe cose, cazzo. Cioè, No, allora la cosa è, culo ci dietro sono le pure. stanze da enigma principale che tu devi risolvere per andare avanti e facilitarti il gioco. Quindi noi più ne facciamo, abbiamo fatto un villone. Ci mancavano 4 stanze. E già che siamo riusciti a fare 2 partite di fila così, Marco, ce la stiamo facendo. Buono, per carità. Lavish Shopping Center. Allora, noi facciamo save and quit. Ragazzi, noi stacchiamo e ci vediamo domani sera dove proviamo Expedition 33. Vediamo un attimino com'è e se ci prende. Obscure Expedition 33. Mi scusi se ho sbagliato il titolo. Chiedo venia. La run è andata male, passi avanti, ne abbiamo fatti. Domani vedremo di farne ancora di più. No. Ragazzuoli belli, buonanotte a tutti, a domani. Grazie ancora per gli auguri, ragazzi. Ciao Papa, Buonanotte. ciao quello, ciao a tutti. Ciao a tutti, Buonanotte ragazzi. ragazzi, a domani sera.